Buongiorno, buongiorno. Naturalmente apriamo sempre con questa bellissima musica del professor Giovanni Allevi. Veramente grazie per averci mandato, per ricordare le stragi che anche in questo momento si stanno consumando sulla pelle di queste persone e soprattutto questa paura, ecco, che si sente, ecco, questi giri di parole strani. Cosa sta succedendo nel cielo? Perché c'è un unico cielo, ma lo hanno diviso chi vuole dividerlo, ma c'è un unico cielo. E in questo cielo si stanno veramente svolgendo dei giochi di guerra, a mio avviso, delle provocazioni enormi. Cosa sta succedendo? Tutti dicono non c'è problema, qui in Italia non penso, però abbiamo visto, la storia insegnato, che c'è sempre qualcuno che va via di testa, che si sente infallibile, indistruttibile e che veramente con le armi che hanno basta che schiaccino un bottone e saltiamo per aria tutti. Questa è la verità, non è che dobbiamo fare tanti giri di parole. Ieri abbiamo visto immagini con questi bambini soprattutto che vanno a prendersi cos'è un po' di polenta, non si sa neanche cosa gli diano da mangiare e soprattutto la fortuna invece di vivere nel nostro paese, che si chiama Italia, dove c'è un mondo del volontariato che aiuta, ecco, che riesce anche a superare le pecche della politica, dando da mangiare, da vestire, cercando veramente di aiutare a volte anche economicamente come facciamo, queste fragilità. Queste sono fortune, una volta non c'erano. Pensate i nostri diversamente giovani con cosa vorrebbero dire di quello che hanno passato loro, che non trovavano cibo da vestire, anzi un vestito veniva girato e rigirato 10 volte se avevano anche diversi figli. Però noi dobbiamo pensare anche a queste creature che non c'entrano niente e cercare di aiutare in qualche maniera. Qualcuno dice in Italia ci siamo anche noi, sì, certo che ci siamo anche noi, ma noi li aiutiamo e mi fa veramente piacere questa mattina avere un ospite graditissimo che è Roberto Santomaso, presidente Emporio Solidale Beato Erico di Treviso, San Vincenzo. Allora Roberto, cosa sta succedendo? Come vedi la situazione? Cosa vorresti dire questa mattina? Che sono molto importanti le tue parole, come me e altri tocchiamo con mano la realtà che viviamo anche noi, c'è uno spreco pazzesco di generi alimentari, tutti i giorni vanno buttate via tonnellate, noi dobbiamo comprare perché non arriva niente o poco. Prego Roberto. Sì, grazie Mirella. Riguardo il discorso del supporto che viene dato alimentare, che viene dato alle persone in difficoltà, ci troviamo di fronte a una situazione estremamente così, contrastante, nel senso che da una parte c'è chi ti chiede di avere un aiuto e dall'altra tu vedi come molti dei prodotti alimentari, soprattutto nella grande distribuzione, vengono sostanzialmente mandati al macero, alla distruzione, perché invenduti e perché non hanno più le caratteristiche qualitative che avevano inizialmente. Allora dico, lo sforzo che noi dovremmo fare, ma non solo noi, ma anche la stessa industria, perché lo spreco si crea nel momento in cui a monte si produce oltre quelle che sono le necessità di mercato e quindi si produce troppo e di fatto poi non si riesce a vendere il prodotto. Dall'altra il fatto che il prodotto, soprattutto i prodotti freschi, hanno una durata limitata e se voi vedete quando andate nei supermercati i prodotti freschi sono tutti prodotti che sono sostituiti giornalmente e quindi uno potrebbe anche chiedersi ma cosa succede del prodotto o della frutta o della verdura del giorno precedente? Ebbene, io vi dico che nel mio piccolo come Emporio Solidale noi cerchiamo di ridurre questo spreco e passare da un prodotto considerato sprecato ad una risorsa che può essere utilizzata e consumata meglio da parte degli utenti. Roberto Santomaso, presidente di una colonna del mondo del volontariato, la San Vincenzo,
che si occupa anche dei diversamente giovani, nelle residenze anche per loro soprattutto, ma soprattutto questo accogliere le persone in difficoltà. Ecco, ne abbiamo tantissime. Avresti mai pensato, Presidente, di arrivare nel 2025, ecco, con lo spreco che c'è, di avere quelle liste che abbiamo di persone che entrano a cercare di respirare con la spesa, con i vestiti, con le cose per la scuola, dove veramente non riusciamo a capire cosa sta succedendo, con 2 stipendi non riescono neppure ad arrivare alla fine del mese, cosa sta succedendo e che numeri ha la San Vincenzo? Il problema è proprio questo, quello di sapere o sentire o ascoltare le persone che vengono all'Emporio, ascoltarle di quelle che sono le loro difficoltà, che non sono solamente difficoltà di ordine alimentare, ma sono difficoltà di ordine abitativo, sono difficoltà di ordine sanitario, nel senso che molti vengono lì e ci chiedono: per favore, mi puoi prendere questi farmaci, mi puoi pagare questa visita specialistica, perché non ho i soldi per fare queste cose. Quindi la funzione nostra, ma tu lo sai meglio di me, Mirella, dell'Emporio, non è solo quella di essere un distributore, meramente un distributore di generi alimentari, anche quella di ascoltare e, se possibile, aiutarli non solo nell'immediato ma anche nel prossimo futuro. Nel prossimo futuro, perché veramente un problema grande che abbiamo è il problema della casa. Ci sono persone che lavorano, pensate, ecco, io qua voglio dirlo, c'è una persona che è da più di 3 anni che dorme in macchina, è arrivato primo in graduatorio qui nel nostro territorio trevigiano, e non dico dove per correttezza anche rispetto di questa persona, e devono ancora dare le chiavi dell'appartamento. Allora il presidente dell'ATE viene qua e dice: se il sindaco mi chiama, io le chiavi le do subito. Chiamo i responsabili dei servizi sociali di quel comune e dico: no, non è così, no, c'è un iter burocratico che è diverso. Ma io mi domando, ma quanto deve durare? Ecco, anche perché sono un po' impressionata, Roberto, perché mi sembra, poveretto, che stia andando fuori di testa, nel senso che è sempre seduto in questa macchina. Ecco, sempre seduto, piegato, non esce neanche più dalla macchina. Io penso ormai di passare quasi ogni giorno e vedere come sta, salutarlo, se ha bisogno di qualcosa. E mi sembra proprio che non siamo più veramente mentalmente a posto. Provate voi a dormire 4 anni su una macchina nell'indifferenza totale. Pensa, Roberto, che mi ha detto: sono stata l'unica ad aprire quella porta in tutti questi anni. Eppure è un parcheggio dove arrivano tantissime persone, dove passano le forze dell'ordine. Avrà anche sbagliato, può essere che sia capitato quello che non si pensa mai, ma che può capitare a chiunque, di perdere il lavoro, di non avere l'autonomia che avevi. Però questa indifferenza, ma la legge, ma come la legge, ma come la legge? Ma come si fa a tenere una persona in tutti questi anni con l'appartamento pronto? Perché sarà anche da non so cosa ci sia. Ma Cristo, fanno le graduatorie, questo arriva prima, a ottobre, fra poco arriva il freddo, c'è ancora in macchina da 3 anni. Non ti sembra che sto mondo del volontariato, tanto c'è il mondo del volontariato che aiuta, tanto si arrangiano, li abbiamo un po' viziati, non li mettiamo davanti invece al fatto compiuto di dire: dovete aiutare voi amministratori, dovete accelerare se è possibile per non trovare in queste condizioni. Non so neppure cosa mangia, come non mangia, perché in macchina cosa puoi tenere in macchina? Panini tutto il giorno, prego. Frutta. Ecco, tu hai fatto un esempio di questa persona che da alcuni anni vive in macchina. Io potrei citare altri esempi, ma concreti, reali e attuali. Ci sono 3 persone che da alcuni mesi, no, non è anni, alcuni mesi, dormono sotto il sagrato di una chiesa qui di Treviso. Non sono barboni, spieghiamo, Roberto. Sono pakistani, va bene? E sono sotto il sagrato della chiesa e dormono sotto il sagrato della chiesa, va bene? Uno di questi persone è venuto da me per dirmi: mi dai qualcosa da mangiare?
e io l'ho accolto e adesso praticamente nella speranza che qualcuno gli dia una casa o che qualcuno gli dia o trovi un lavoro, viene da me, fa attività di volontariato e io come, diciamo così, ricompensa gli do qualcosa da mangiare. Un altro esempio, sempre nell'emporio mio, c'è una persona che da 4 anni, questo è da 4 anni, che si sposta dal dormitorio della Caritas all'altro dormitorio che c'è a Treviso. Bene, questo è conosciuto dai servizi sociali. Ho più volte detto ai servizi sociali, ma come potete tenere una persona in queste condizioni? E mi hanno risposto che loro stanno facendo il possibile, però ci sono delle difficoltà burocratiche e questo povero disgraziato è da 4 anni che dalle 8 di mattina alle 8 di sera, visto che il dormitorio aprono alle 8, va bene, lui è in giro per le strade e ha trovato qualcuno che lo ospita, dice almeno vengo da voi e mi rendo utile. Avete però capito? Non può, molto francamente mi fa Roberto, ma tu capisci che io come faccio a vivere in questo modo qua? È meglio che mi butti giù dal ponte? Perché 4 anni che nessuno mi dà la possibilità ci saranno le motivazioni? Probabilmente sì, ma credo che in 4 anni queste motivazioni possono essere anche superate e aiutate queste persone nel trovare una sistemazione. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che riguarda proprio l'Emporio Solidale, questa intervista a Gianni Pivatto, Beato Erico di Treviso. Andiamo a sentire cosa dice Pivatto e poi lo commentiamo col nostro presidente Roberto Santomaso. Solidale, che è a Treviso, in via del Bagattino, a poche centinaia di metri dal Duomo. Questa struttura che ci ospita e che stiamo vedendo è di proprietà delle Suore Carmelitane di Firenze e fino al 2015 era l'asilo, un asilo che poi ha concluso nel 2015 e quindi quando è rimasto vuoto ci è stata data la possibilità di riempirlo come emporio solidale. Quante persone accogliete tutti i giorni? Parliamo di Treviso, pensate quanti banchi, c'è la Caritas, San Vincenzo, i Veneti Schiacciati, le parrocchie. Ecco, allora, di centri di distribuzione a Treviso appunto ce ne sono diversi. Ci sono centri di distribuzione, chiamiamolo così, ufficiali, tra virgolette, tipo l'Emporio Solidale, tipo Veneto Schiacciati dalla crisi e ci sono centri di distribuzione tramite le parrocchie, tramite Caritas, tramite volontari che vengono da noi per poi riportarle o distribuirle a famiglie in difficoltà che sono loro vicine. Solo noi, dico solo noi, accogliamo settimanalmente circa 120-130 nuclei familiari, quindi se moltiplicate poi ogni nucleo familiare per il numero di componenti siamo circa Stiamo parlando di Treviso, città ricchissima dove si vendono gli appartamenti a 1 milione di euro. No, tanto per farvi capire come funziona. Quindi perché c'è da una parte una ricchezza e dall'altra c'è una forte povertà che non è una povertà, come dicevi prima, dovuta esclusivamente alla mancanza di un lavoro, perché c'è gente che ha anche il lavoro, ma c'è gente che mi dice io prendo 800-900 euro, soprattutto delle donne che magari fanno il servizio di pulizie, più di quello non prendono. Suo marito magari a casa perché è ammalato o comunque non può lavorare, dice io come faccio a portare avanti una famiglia con 800-900 euro al mese, ma anche persone che hanno uno stipendio medio come operaio di 1200-1300 euro
ammesso che abbiano la fortuna di trovare un appartamento in affitto, perché questo è un problema enorme qui a Treviso, ma anche se gli va bene, minimo di 500 euro al mese di affitto non pagano, e quindi dai 1200, 1300 gli togli via 500 euro di affitto, gli togli via le utenze, capite che ci rimane molto, ma molto poco. E quindi la funzione nostra come empori solidali è proprio quella di dire, non dico sostituirci, ma in gran parte sicuramente sì, ma aiutare concretamente queste persone, non solo con un supporto alimentare, ma anche per esempio col discorso del vestiario, anche col discorso di mobili, anche col discorso di se qualcuno ha bisogno, di vedere, di pagargli certe utenze o pagargli certe visite mediche. Anche se trovano la casa, però dopo bisogna arredarla. Bisogna fare gli allacciamenti, cioè capite che c'è qualcosa che non torna. Io sono dell'idea che bisognerà cambiare registro anche come servizi sociali. Io non so se sono in poche, se sono in tante. Io so che anche questa mattina, Roberto, ho chiamato un anziano che aveva telefonato e veramente lui ha detto: io Mirella non ce la faccio, ma una persona per bene, pacata, e ha detto: io non riesco più a sopravvivere, ho dei fratelli ma tutti con problemi, perché anche loro lavorano, hanno figli, hanno una famiglia, non possono aiutarmi sicuramente. Sono andata dai servizi sociali, mi hanno risposto che vendo la macchina e che vado via a piedi, così mi aiuto. Insomma, è modo questo di rispondere, di cercare di aiutare. Io gli ho detto che vada dal sindaco a nome mio, visto che tutti mi conoscono, e vediamo di risolvere questo problema, perché guarda, mi ha fatto una pena che poi subentra la depressione, la solitudine, la mancanza di ascolto, poveretto, però lo sentivi da come si poneva, che è una persona per bene. Ecco, dice che non riesce neanche più a uscire di casa perché non ha un centesimo in tasca. Non ho niente, Mirella, non ho niente. E quando mi hanno aumentato l'affitto me l'hanno triplicato, perciò per noi con le pensioni bassissime che abbiamo, mia moglie è morta, non lavorava, era anche invalida, ma sai, per arrivare a avere l'invalidità devi essere dritta, cioè non camminare zero, proprio dritta. E come fanno a sopravvivere queste persone? Cioè, ne abbiamo tante, non abbiamo soldi, però dove vogliono i soldi li trovano. Roberto, Presidente, noi vediamo, ecco, la difficoltà che facciamo per cercare di far capire, ecco, di fare squadra, di aiutarci tra di noi. Non vogliono, non siamo neppure uniti tra di noi, ognuno fa le proprie cose, ognuno va per il proprio conto. Io ho cercato di mettere in piedi, tu lo sai, il villaggio delle associazioni, adesso faremo un'altra riunione qui a ottobre per vedere se abbiamo voglia di fare squadra, di aiutarci, ma è mai possibile che non si riesca a fare questo per poi aiutare queste persone? Questo uomo si deve andare pure a prenderlo, a portarlo a mangiare da qualche parte, in una mensa, in qualcosa, cercare di vedere come può essere aiutato. Abbiamo le associazioni di volontariato, ma dove sono? Ma dove sono queste associazioni? Allora i servizi sociali non lo possono aiutare, ma fanno una telefonata a vedere chi può aiutare questa persona, che siamo in tanti, a vedere di alleviare questa sofferenza di questo uomo che è rimasto solo. Non si fa pubblicità. Ed è arrivato anche un altro graditissimo ospite, che è Silvano Lazzarin, apicoltore, fa parte di Api Marca, il quale appunto si collegherà anche a quello che abbiamo detto noi: condividere, amare, aiutare. Prego Lazzarin, com'è la situazione anche per quanto riguarda la natura, le api, questo bene prezioso che forse qualcuno non ha ancora capito bene l'importanza di questo insetto? Prego. Allora, negli anni 50, a metà del secolo scorso, c'è stata una grande riforma, la riforma agraria. La riforma agraria è venuta perché il paese era distrutto dalla seconda guerra mondiale e c'era tanta fame. E la riforma agraria, voluta dalla Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi,
Sotto l'impulso americano, penso, questa è la mia opinione, perché nel 21 si fonda a Livorno il Partito Comunista Italiano. Di fronte al degrado causato dalla guerra, per frenare l'avanzata di questa filosofia diversa, alternativa, l'unica cosa da fare era cercare di dare cibo ai cittadini attraverso questa riforma che si basava sull'esproprio coatto dei grandi latifondisti. E questo ha contribuito a creare l'ecosistema e una biodiversità, nel senso che nel territorio si produceva tutto ciò di cui si aveva bisogno. Oggi invece abbiamo cambiato regime. Oggi e la biodiversità si basava, soprattutto in Italia, sulla dieta mediterranea. Dieta mediterranea significa tanta frutta, tanta verdura, cereali, legumi, poca carne e poco pesce e olio d'oliva extravergini. Oggi questi prodotti ci sono, ma non sono locali, sono addirittura internazionali, vengono dall'estero. Portare la farina per farci il pane da oltreoceano credo che sia un delitto dal punto di vista ambientale. Io ricordo che il frumento veniva alto 1,70 m, 1,80 m, era un diserbante naturale. Le male erbe non potevano convivere con il grano. Oggi il grano viene alto 40 cm, deve essere diserbato. Allora io mi domando, per chi lavoriamo? Per l'uomo o per le multinazionali? Cioè, perché questo ci dovrebbe far riflettere, no? C'è un degrado. Io come apicoltore ho proposto da anni di biomonitorare il nostro territorio per capire l'entità del veleno, dell'entità di cosa respiriamo, che cosa mangiamo. E questo lo possiamo fare attraverso le api. Però ci sono degli studi sia in Francia che anche qui in Italia, in provincia di Treviso, alcuni anni fa, dei genitori di una scuola che frequentano i loro figli, siccome sono circondati da vigneti, hanno deciso di far analizzare una ciocca di capelli sia a loro in quanto genitori, a 32 genitori e a 16 bambini. E se vengono fuori l'ira di Dio. Cioè, ora, se uno beve di più o si droga, li controllano i capelli. Sul resto, cioè, la medicina preventiva non è la cura preventiva, è anticipare la cura. La cura è già un fallimento, cioè nel senso che noi abbiamo Dobbiamo curare. Dobbiamo curare. Preventiva è anticipare la cura. E allora dobbiamo eliminare tutte queste forme che ci possono inquinare. Ora, la biodiversità e l'ecosistema nella produttività significa avere un po' di tutto, perché se c'è un parassita, per esempio, qui si dice stiamo invasi dai vigneti, perché si dice è la terra vocata per il vino, e invece non è così, perché la vite ha bisogno di 3 elementi, noi ne abbiamo 2. Noi abbiamo l'acqua, perché un ettaro di vigneto ha bisogno da 2 a 6.000, a 5.000 metri cubi di acqua, e questa c'è per il momento. Ha bisogno di un terreno adatto, e questo anche c'è, ma c'è bisogno della ventilazione che non c'è. E per cui le malattie fungine hanno pieno campo, cioè malattie fungine significa peronospora, significa l'oidio, significa la botrite, il marciume. Non c'è problema, abbiamo la chimica. Ma ci rendiamo conto che ogni cittadino in provincia di Treviso si assorbe 4,5 kg, 5 di pesticidi? Il quantitativo di
di pesticidi venduti in provincia di Treviso ammonta a 4.500 tonnellate, che sono 4 milioni e mezzo di chili. In Regione Veneto dice 15 milioni di chili. Però nel mondo, perché quando si parla di agricoltura, si parla di un'agricoltura purtroppo che è globale. Per cui la monocultura non è soltanto in Veneto, anche se in Madagascar, anche se in Canada, anche se ovunque. E nel mondo si consumano 3 milioni e mezzo ogni anno di tonnellate. Se vogliamo creare una cloaca, continuiamo così. Cioè, dobbiamo mettere un freno a questa cosa, e la politica, ma anche il consumatore dovrebbe essere attento a questa cosa. È vero Roberto, bisogna essere Silvano. attenti, scusa Silvano, e mangiare bene, mangiare sano, ma un litro di olio extravergine di oliva costa 15 euro se tutto va bene, e ti danno una bottiglietta così. Allora, noi che abbiamo un banco solidale, l'olio extravergine di oliva quando arriva è come arrivassero le pepite d'oro, perché per noi è un bene prezioso, anche se devo dire la verità, specialmente i diversamente giovani preferiscono l'olio di semi, perché sono stati abituati così. Ma non è una questione di olio o non olio, è una questione di capire. Facile dire mangia sano, mangia bene. A me piace parlare in generale, non solo di Treviso, del mio territorio, ma noi viviamo dove possiamo trovare i prodotti a chilometro zero, abbiamo anche questa fortuna, ma nelle grandi città dove vanno a parare? Cosa comprano? Adesso negli ipermercati, nei supermercati ci sono questi angoli dove trovi qualcosa a chilometro zero, perché furbi si sono accorti che la tendenza è quella di avere questi prodotti. Ma allora questi contadini che lavorano dalla sera alla mattina su una filiera, che alla fine quello che guadagna è l'ultimo, non il primo che lavora e che semina, dove andremo a finire? Perché sono stati costretti a fare questo dalle leggi che sono state imposte, anche dall'Europa in particolare, senza capire che ogni territorio ha le sue peculiarità, i suoi prodotti, il suo modo di veramente di creare, perché noi siamo anche di creativi. È stato spazzato via tutto, non c'è più niente, poi ci lamentiamo che abbiamo questi giovani, non tutti, perché i più bravi, quelli col numero maggiore sono bravi, sono quelli non bravi. Però poveretti, sono anche ottimisti fortunatamente. Prego Silvano. Ma spesso vanno via quei bravi. E, al di là di questo, noi dobbiamo cambiare questo modello di sviluppo e dare dignità all'agricoltura, all'agricoltore, che oggi non la ha. Cioè, la monocultura, se noi come esseri umani abbiamo bisogno di molte cose, dicevo prima, negli anni 50 si produceva per il territorio, dobbiamo tornare a produrre per il territorio. E quelli che vivono in città dovranno servirsi del territorio circostante, della campagna circostante, e naturalmente, perché ad esempio far arrivare la merce dall'estero abbiamo bisogno di navi, abbiamo bisogno di ferrovie, di aeroporti, di autostrade, di camion. Cioè c'è uno spreco enorme. Se noi produciamo nel territorio guadagniamo tutti. La monocultura fa business le multinazionali dei pesticidi e alcuni. Alcuni non devono avere questi margini di profitto. Dicevo prima, dobbiamo convivere nella condivisione. Non è possibile che ci siano redditi da nababbo e gente che non sa come, non ha la possibilità di comprarsi un litro di olio extravergine d'oliva. Questo è un delitto. Sentiamo come commenta anche Roberto Santomaso, presidente Beato Erico San Vincenzo di Treviso. Soprattutto Silvano Lazzarini ha parlato di condivisione, quello che dovremmo fare anche noi come mondo del volontariato, delle associazioni, condividere. Se uno ha di più diamo all'altro che condividere. Mi sembra mica che facciamo questo, siamo in pochi che condividiamo. Perché questo? E come dice Silvano, ecco, la supremazia
supremazia, io sono il più forte, io ho più potere, io ho più numeri. Prego, Presidente. Sì, io vorrei un attimo, scusa Mirella, vorrei un attimo commentare il discorso che ha fatto Silvano prima, in particolare il discorso delle produzioni che sono sempre più spinte per un discorso sia di monocultura, ma sempre più spinte per quanto riguarda per produrre un certo bene. La mia esperienza lavorativa mi fa dire che l'agricoltore ha dovuto fare questo percorso qua, nel senso di aumentare la produzione con tutti quelli che sono i mezzi disponibili dal punto di vista del mercato per poter aumentare la produzione. Questo in tutti i settori, dal settore viticolo al settore orticolo, al settore zootecnico e quant'altro, nel senso che per poter far fronte alle spese che ha l'agricoltore deve fare molto di più, deve aumentare la produzione. Se poi pensate che tra quello che prende l'agricoltore a quello che paga il consumatore, cioè, io vi dico, un litro di latte che oggi è sul mercato minimo a 1,50 €, va bene, l'agricoltore non prende più di 55-60 centesimi. Sì. Quindi vuol dire che c'è un gap da 55-60 centesimi a 1,50 €. Ma l'agricoltore, voglio dire, se andiamo a vedere quelli che erano i prezzi di mercato di 15, di 20 e 30 anni fa, in proporzione, facendo meno, per esempio in questo caso meno latte, comunque manteneva una certa redditività. Oggi è il gioco a forza che deve andare in questa direzione. Però vi ho visto che negli ultimi anni c'è una tendenza a anche di una sensibilità anche da parte degli agricoltori, vedi per esempio il discorso dei vigneti, vedi il discorso delle DOC qui di Treviso, che anche i consorzi stanno promuovendo un discorso di riduzione di quelli che sono l'uso di pesticidi, anticritogamici o quant'altro. Quindi non vorrei mettere, diciamo così, in croce l'agricoltore. L'agricoltore è una vittima di quello, detto, di quello che sta succedendo. Dobbiamo dare dignità al lavoro. Detto questo, quindi, non dico voglio giustificare, ma dico purtroppo si è dovuto, diciamo così, ha dovuto seguire un percorso che gli permettesse di contenere o meglio stare sul mercato. Per quanto riguarda il discorso della condivisione, Mirella, il discorso della condivisione è una bella parola, però poi a fatti concreti non sempre trovi una risposta di questo tipo da parte anche delle stesse nostre associazioni, nel senso che nel momento in cui c'è qualcuno che ha bisogno, qualcuno che chiede, molto spesso fai finta di non sentire o fai finta di non vedere. Questo è un'autocritica che ci facciamo, che dobbiamo farci, perché il nostro mondo, il mondo del volontariato, anche questo è un mondo molto, molto chiuso. Da quando è entrata la politica, scusa Roberto Santomaso, però è proprio così. Il mondo del volontariato una volta non era così. Era il vero mondo del volontariato. Adesso pretendono che i volontari vanno a fare stage senza neanche sapere di cosa si occupano. Io non dico che non bisogna farlo, che la sicurezza è importante, però dimmi chi sei e cosa fai e vedo cosa farti fare, perché io non penso che la distribuzione delle borse con volontari di 80 anni, almeno io li ho, ecco, debbano fare gli stage per sapere come dare la borsa della spesa. Ma siccome che con la burocrazia noi paghiamo tantissimi burocrati che non fanno niente, fanno solo confusione, sarebbero rami secchi da tagliare, nessuno lo fa, perché tengono in mano il paese con la politica, e questa è la verità. Però quello che vorrei capire, Silvano Lazzarin,
E anche come possiamo rimediare e coinvolgere di più i giovani. Eppure abbiamo sentito un sondaggio, quelli che riciclano di più, quelli che cercano di mangiare meglio sono i giovani, questo è uscito dal sondaggio, anche se naturalmente poi senti che mangiano male, che sono sempre ubriachi, per carità sarà anche quello, anche drogati, però c'è un mondo che cerca invece di migliorarsi, sono i nostri giovani, o sbaglio, Silvano Lazzarini? No, lei dice le cose per bene. Il problema è che noi abbiamo la mente che dovrebbe produrre pensieri e la luce, abbiamo la pancia di cui abbiamo bisogno, ma abbiamo delle sensazioni, abbiamo il cuore. Il cuore dovrebbe servire a creare l'equilibrio e invece abbiamo che il cervello subisce il desiderio della pancia. La politica, se guarda la pancia del cittadino, è fallita. Questi problemi li abbiamo perché la politica è assente. La politica segue l'onda. Dobbiamo fermare quest'onda. Dobbiamo dare altri indirizzi. Ma di che è prodotta l'onda? È questo che io vorrei capire, questa onda. Dalla fragilità, perché non c'è la sensibilità, non c'è il cuore, non c'è l'amore. C'è solo l'interesse di pochi e la gente vive di immagini. Noi dobbiamo vivere di sostanza, non di immagini. Prima si parlava della redditività, ma la redditività noi lavoriamo non per l'uomo ma per le multinazionali. Non è vero che siamo costretti, ci hanno costretto. Il discorso è diverso. Per esempio, i contributi della PAC vanno a chi? A chi ha molto. Spieghiamo cos'è la PAC, Silvano. La politica agricola comunitaria. Esatto, politica agricola comunitaria. Ora, la politica agricola comunitaria va a premiare i latifondi, sostanzialmente. C'è bisogno di progetti, ed è giusto, ma questi progetti qui dopo bisogna anche realizzarli, sostenerli. Un piccolo che ha 4-5 ettari non è in grado di fare queste cose qui. I comuni hanno anche loro delle responsabilità, perché anche questi seguono l'onda, dovrebbero fermarsi, perché la comunità europea mette anche delle regole, ma sono messe lì come consigli. Si consiglia di fare questo, si consiglia di tutelare gli insetti pronubi, ma nessuno lo fa. E gli amministratori non vanno a verificare, perché non hanno competenza. Ma ci sono anche i tecnici per dare un supporto, ma hanno questi soldi. I soldi ci sono per la guerra. Oggi investire in armamenti, problemi zero. Problemi zero. Allora, ma qui è la politica che manca, è la politica che non si assume le responsabilità. Ci preoccupiamo di sì, non voglio adesso allargarmi troppo, ma è evidente che dobbiamo tirare un po' i remi in barca e curare il nostro. Però Silvano, è vero questo, però come facciamo noi che ci hanno tolto addirittura la preferenza? Allora io vorrei dare il voto a Silvano o a Roberto che si candidano, io do anche il voto perché penso che magari Silvano sia bravo a diventare assessore, magari non so, sull'agricoltura, magari Roberto è sociale. Siccome dicono che possiamo decidere, no, vorrei che vi spiegasse. Poi mi ritrovo che il sindaco prende un assessore piovuto dall'alto che non ha preso nessun voto. No, parliamo dei locali, come dicono, siete voi. Allora Roberto, che io pensavo che, visto che il sindaco deve fare la squadra degli assessori, perché quando fa la squadra, e mi mette questi nomi tra i quali ci sono delle persone preparate e brave, e poi dall'alto, dalla segreteria, dico no, questo deve, perciò il mio voto, che andava in direzione proprio di migliorare la qualità della vita con una persona preparata, va a Remengo. E allora che armi abbiamo per combattere che ce le hanno tolte tutte? Andate a votare, ma cosa vado a votare che poi fai quello che vuoi? Le primarie non le facciamo? Noi non dobbiamo imparare una cosa, che non dobbiamo delegare, ci dobbiamo occupare.
io ti ho dato il voto, mi hai promesso questo, ma adesso ti tampino. Cioè, adesso ti seguo, adesso pretendo che tu mi renda conto, perché altrimenti, ma questo non lo devo fare io, dobbiamo essere organizzati, qui manca l'organizzazione, manca una scuola di partito, c'erano, le abbiamo distrutte. Allora, che sarà la volontà di qualcuno da qualche parte che ha voluto questo? Cioè, una volta ci si scontrava. Ma lo scontro non è la guerra, non è terrorismo, lo scontro è la fede, è una religiosità, vorrei dire, è un pensiero. E nello scontro abbiamo fatto la Costituzione. Sì. Dobbiamo attuarla. Perché non la attuiamo? Se noi attuiamo la Costituzione, questi problemi non ci sarebbero. Ognuno deve dare per quello che ha. E invece quello, se ne hai troppo, lo porti fuori. Guardiamo le industrie che vanno all'estero e che pagano le tasse all'estero. Qui abbiamo delle responsabilità enormi. Non torni più tu in Italia se porti le aziende all'estero e paghi i compensi che dovrebbero andare allo Stato, vanno all'estero. Ci vogliono delle leggi ferme per avere la libertà, e invece vengono viste come una dittatura. È come? E allora paga sempre l'ultimo, no? Certo. Ed è giusto che sia così a un certo punto. È partito il centralino. Claudio da Marano, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ciao. Ma quando penso all'agricoltura italiana mi fa venire in mente la storia della rana bollita, no? Esatto. Dove aumentano la temperatura poco a poco e non te ne rendi conto che stai bollendo. Quando c'è stata la Bayer negli anni 80 si è fatta comprare dalla Monsanto. La Monsanto fa le sementi geneticamente modificate e la Bayer fa gli anticritogamici. E sempre gli americani hanno acquistato una grossa fetta dell'ENI e ci vendono la corrente. Sicché questa è la situazione reale. Un contadino compra le sementi dalla Monsanto, gli anticritogamici dalla Bayer e la corrente ancora dagli americani. Cioè, io vedo che se vogliono possono mettere in crisi l'agricoltura nazionale e venire qua a far shopping, perché secondo me vogliono arrivare lì. È la storia della rana bollita. Buona giornata. Grazie Claudio. Roberto Santomaso, come commenti le parole di Silvano Lazzarini e anche di quella telefonata? Prego. Ha ragione quando parliamo sempre del settore agricolo, visto che interessa anche noi, che qualcosa ne conosco e vedo appunto che l'agricoltore è sempre tenuto a bagnomaria nel momento in cui tenta di alzare la testa, tenta di criticare chi a livello regionale o a livello comunale o a livello regionale. Vedo che questa testa in qualche modo gliela fanno di nuovo abbassare, la mettono sotto acqua e poi lo fanno risalire. Per cui il discorso del sì, è vero, non si può fare da soli, però è anche vero che non è facile mettere assieme tante persone per poter portare avanti un discorso di critica ovviamente propositiva e non polemica. Detto questo, condivido appunto l'intervento fatto dalla persona prima e dico il problema è quello di tenere sempre quello di dividere il settore. Il settore agricolo è diviso anche a livello di organizzazioni sindacali e quindi, detto questo, la divisione non porta che ad aumentare quella che è la capacità, quella che è il potere da parte, in questo caso, delle organizzazioni sindacali. E quindi è un aspetto che non di poco conto, che vede l'agricoltore suo malgrado soggetto a forze che lui
non riesce a contrastare o comunque ha capacità limitate nel contrastarlo. Infatti prima Silvano Lazzarin parlava di condivisione, e là è il grande problema, ma non riusciamo a condividere, e soprattutto io sono convinta, Lazzarin, che siamo un popolo, specialmente il nord, dico, c'è il profondo sud, ma c'è anche il profondo nord, molto chiusi, mi novò combatta, silenzio, signor Parò, ancora adesso, scusa. L'indifferenza. Scusa, ancora abbiamo questo, cioè proprio ce l'abbiamo nel DNA, a mio avviso. Infatti io dico sempre, non chiedete scusa, è quello che dovete dire, chiedere, fare. Però siamo questi, e soprattutto ci hanno un po', io ho copiato una frase che ha detto un mio ospite tanto tempo fa, quando è venuto, che siamo imbaucai, ha detto, siamo imbaucai. Poi ne ho sentito un altro, imbalsamai, nel senso che capiamo poco di quello che ci viene detto, nel senso che ce la raccontano bene, la sanno raccontare alle fragilità. È fragile, come faccio io a capire che mi sta raccontando una bugia? Politicamente non sono preparato, come persona non è che abbia frequentato certi salotti, culturalmente non ci sono, perché stiamo parlando di una popolazione sempre più diversamente giovane, che non riesce ad operare neanche i nuovi mezzi tecnologici, ma non gliel'hanno insegnato come hanno fatto in altri paesi, glieli hanno messi là. E vai, gli hanno detto lo speed, adesso abbiamo lo speed, guai se non hai lo speed, dove chiunque può entrare se glielo dai e portarti via tutto, parenti serpenti ad esempio, non so, mi viene in mente. Ma c'è qualcosa che non gira, questa intelligenza artificiale che se non mettiamo assieme la parola etica non so dove andremo a finire, ma con quello che ci ritroviamo avremo un futuro migliore o peggiore, Silvano Lazzarin? Ma la storia che ho io... possiamo dire che abbiamo migliorato le nostre condizioni fino agli anni 70. Dopo c'è stato un patatrac. Sì, perché ci hanno spiegato la libertà. Che cos'è la libertà? Io ho capito che la libertà vera non la vuole nessuno. Perché la libertà è rischio, la libertà è pericolo. Metterci la faccia. Guardiamoci attorno in natura. Gli animali selvatici hanno il pericolo 24 ore su 24, di giorno, di notte, in qualsiasi momento. Noi invece abbiamo cercato il lavoro sicuro, la sicurezza, ma la sicurezza te la danno se ascolti, se sei obbediente, ma se modifichi il sistema, allora diventi un terrorista, diventi un pericolo, diventi uno che si sa solo lamentare. Questo è il problema, e noi abbiamo perso la ricchezza vera, perché è nella discussione che si cresce, nella diversità nel dialogo. Per esempio, per tornare all'agricoltura, che dobbiamo produrre di più, io dico che dobbiamo produrre di meno, nel senso che il 30-40% del cibo va buttato via. Per esempio, i grandi allevamenti sono un fallimento. Il 30% dei polli, ci sono allevamenti in Veneto di 30-40 mila polli, e il 20% di questi muore prima di andare alla macellazione. In 40 giorni devono arrivare al peso. Ma mia nonna, mia madre, mia moglie aveva 8 mesi per maturare un pollo. Ora, prima dicevo la dieta mediterranea, poca carne. Io non sono vegano, ma non vado a fare la spesa al supermercato per comprarmi la carne, che non so da dove deriva. Perché non c'è neanche quello scritto, No, che sarà Italia. Ma mi voglio conoscere il titolare. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Bravo a sto signor qua, barba bianca. E dice la verità, avete da mettervi in testa che a roba ti vende ai supermercati
deve essere etichettata, cioè provenienza, chi che ha fatta, quello è importante, non chi vende la roba come i porcelli, la carne, la roba che vende all'estero, e mette tutte parolette fine. Sono nato sul mercato nel 1944, ero già in mercato con mio padre in carrozzera, conoscevo tutti gli ortolani di Sant'Arasbo, Tre Porti, Vignole, Maramonco. Gente che lavorava, ma che aveva una produzione, quando ti venivi arrivati in mercato nel 1950, che era un profumo quella verdura che portava, come qua io stesso sulle terre vicino Treviso, che era roba dai cassi bassi. Adesso non c'è più il gusto, i fiori giovani non sanno cosa che mangiano gli altri da fiori, perché adesso c'è tutto uno, compra un pelo, un pomo, una verza, e sa tutto il stesso gusto, e poi cava la roba, non la alza sull'albero, la cava crua, la mette sui frigoriferi, e dopo non cresce più, non si fa più, e va marcia. È vergognoso che il governo ne permetta. Siamo su un paese dei ortolani, dei contadini, va bene, e mettiamo la roba in frigo 2 mesi, 3 mesi, e la roba, poi fuori la bisogna mangiarla entro 3-4 giorni, non costaria i soldi a costa adesso, perché va marcia, bisogna venderla, come che era una volta. Adesso le semence non lega più i contadini, le compra il consorzio. Tutti i robi, i beni e robe, gli ha dato tutto il consorzio. Ma dove siamo arrivati? Avremo contadini che sapeva cosa che era un frutto, bastava che lo ciappassi in mano, un meon, bastava ciapparlo in mano per sapere se era buono. Io tastava, e ora me la insegna anche a me, i contadini. Sappi il meon, non occorre struccarlo o nasarlo. E il meon, quando che è pieno, che è pesante, è pieno, vuol dire che è buono, perché ha la sua acqua, i suoi semi, è buonissimo. Adesso i campioni, chi sa da mortadea, i contadini nostri, i cereoli in tomba. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, io sono anche in chiusura, vorrei vedere anche questo. Grazie Rinaldo caro, su questo servizio di Lega Ambiente e Sile, puoi commentarlo con i nostri ospiti, poi li salutiamo. Meno Escherichia-coli ma più PFAS. È questo il responso della 6ª tappa di Operazioni Fiumi, Esplorare per custodire, campagna itinerante realizzata dall'Ambiente Veneto con il supporto tecnico di ARPAV, che ha messo sotto osservazione i fiumi Sile e il Dese. L'eccezione riguarda invece i punti campionati a Santa Cristina e Casale sul Sile, dove il batterio fecale è stato invece rilevato in quantità leggermente superiori alla norma. La situazione è ancora critica sul fronte dello stato chimico delle acque, per cui abbiamo riscontrato anche con le analisi di ARPAV diversi sforamenti per erbicidi, pesticidi e i PFAS, per cui chiaramente c'è ancora molto da fare per attenzionare e quindi proteggere il fiume Sile. C'è una corresponsabilità tra cittadini ed aziende, ma queste ultime contribuiscono maggiormente all'inquinamento delle acque dei fiumi veneti. Sicuramente però la presenza di un tessuto industriale influisce sulla qualità delle acque, ma anche ricordiamo attentamente la presenza di aziende agricole, quindi e anche tutto l'impatto che hanno i reflui zootecnici ad esempio, quindi c'è il comparto della zootecnia sicuramente e del mondo dell'agricoltura ha un impatto importante. Una delle vittorie di Legambiente e di altre associazioni per la protezione delle acque è stata quella riguardante il ricorso contro l'espansione dell'aeroporto, ma molto resta da fare, anche se la nuova rete fognaria voluta dall'amministrazione ha certamente migliorato la situazione. Ma parallelamente anche tutelare la risorsa suolo, quindi evitare ulteriore perdita di suolo con nuove urbanizzazioni e nuove lottizzazioni che minacciano soprattutto le aree attorno dei fiumi di risorgiva, quali ad esempio Rio Fontanelli, la Botteniga o l'area dell'Astorga. L'assessore all'ambiente e vice sindaco Alessandro Manera ricorda che l'obiettivo è quello di allacciare l'80% della popolazione alla rete fognaria. Più persone si allacciano e meno scariche ci sono direttamente sul fiume. Non esistono più praticamente industrie insalubri che scaricavano nei nostri fiumi, se no commettendo dei reati. Vorremmo arrivare all'80% di allacciabilità a fine mandato, ci stiamo lavorando. Come ho detto, realizzare una rete fognaria e
una rete idrica, perché contemporaneamente abbiamo fatto anche la rete idrica, c'era una dispersione altissima, non è mai una cosa amministrativamente che ti porta grandi abbracci e applausi, perché chiaramente va a realizzare qualcosa che sta sul sottosuolo e che crea disagi nel momento della sua attuazione. Allora, Roberto Santomaso, abbiamo visto questo meraviglioso fiume Sile che abbiamo la fortuna di avere a due passi, che forse non ci rendiamo neppure conto di quello che abbiamo in casa. Ecco, noi siamo abituati a vedere oltre, invece mai vedere quello che si potrebbe fare anche per rivitalizzare, per dare la possibilità anche specialmente ai bambini, ai ragazzi, ai diversamente giovani di frequentare questi posti, ma c'è tutto abbandono dappertutto. Se arriva il magnate e costruisce il grande centro urbano, la finanza, come dice, ma si potrà andare avanti con la finanza oppure si dovrà andare avanti capendo veramente che è un paese molto fragile in tutte le sue angolazioni con le quali vuoi guardarlo? Allora, io vorrei lanciare una lancia per quanto riguarda il settore agricolo come responsabile dell'inquinamento dell'ambiente. Se è vero che una parte può essere dovuta all'ambiente, è altrettanto vero che ci sono delle responsabilità in questo senso da parte è stato detto anche nel filmato, da parte soprattutto di quella che è la società civile. Il discorso della rete fognaria, anche qui a Treviso stanno lavorando da mesi per far sì che ci sia una rete fognaria e non più uno scarico delle acque nere sul fiume, in questo caso sul Sile. Ma ci sono industrie, nonostante tutto ci sono ancora industrie insalubri, e poi vediamo quello che succede anche in queste settimane dei disastri, quando piove, quando vengono giù le piogge torrenziali, che a causa dell'eccessiva, diciamo così, urbanizzazione da parte nell'ambito comunale, non solo comunale, vediamo che non ci sono più possibilità di scolo delle acque, perché i tombini sono chiusi, perché i tombini sono troppo, o meglio, le condutture sono troppo, hanno un diametro troppo stretto, e quindi questo comporta tutto quello che noi vediamo, e purtroppo continuiamo a vedere, perché ci sono regioni, ci sono territori che vediamo che, non dico ogni anno, ma quasi, succede lo stesso problema. E quindi dico, sì, responsabilità da parte del settore agricolo, però guardiamo anche chi effettivamente inquina di più il nostro territorio. Allora, prima di salutare Roberto Santomaso, mentre Silvano Lazzaneri rimarrà ancora con noi perché è arrivato in ritardo, sentiamo la telefonata di Adriana da Jesolo. Ciao cara Adriana. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Stamattina vedo che parlate un po' di tutto e anche a pensioni. Mi dispiace dire che così belle cose che abbiamo qui in Italia, dicendo di verdure, di frutta, da gente che lavora in campi, perché io dove abito ci sono campi di coltivare e vedo gente che si alza alle 5 di mattina e già sul lavoro. Ma mi chiedo, Landrini quando va in piazza è mai stato sui campi? È mai stato sul, diciamo, miniere per vedere come lavorano questi lavoratori che entrano in alba e escano fuori dal miniera a tramonto, non sanno se è giorno, se è notte? È mai fatto quelle cose per diciamo fare scioperi per cosa? Per chi? È mai controllato pensione, che io terzo anno non prendo pensione, zero pensione a novembre perché mi togliano per modulo 7,30? È mai quello fatto? Mai controllato? Quello non è una vergogna di lui?
Per cosa fa sciopero? Per il piacere, per se stesso? Basta così, Adriana? Cosa dire? Mi chiedo quando sarà questo? Grazie. Loro sanno di scioperare per loro stesso, ho mai controllato quelle cose di noi. Grazie cara Adriana, sono le riflessioni che le persone fanno a casa, bisogna anche capire e spiegare perché sono così arrabbiate, perché non gira proprio per le fragilità, non c'è niente da fare, non gira, però bisogna anche capire che dobbiamo anche noi fare quel passo in più e cercare anche di vedere, come ha detto Silvano Lazzarin, di avere risposte da quelli che si occupano di queste cose, perché li paghiamo anche profumatamente, a mio avviso, e le risposte devono darcele e non cercare di sviare il discorso. Grazie a Roberto Santomaso, Presidente Emporio Solidale Beato Erico di Treviso, San Vincenzo, grazie, pubblicità. Ci ha raggiunto una persona graditissima che è Vincenzo Clarizia, tecnico meteorologo, veramente per far capire anche questo cambiamento climatico. Si parlava prima di ambiente, si parlava di tante cose che veramente avremmo avuto piacere che continuassero in questo paese meraviglioso, perché veramente siamo un paese che tutti ci invidiano dalla bellezza che abbiamo, attorniato dall'acqua. In Sicilia non c'è acqua, in Sardegna non c'è, non si riesce a capire cosa sta succedendo, però si guarda oltre, allora non si guarda più l'acqua, si guarda il cielo adesso, e nel cielo si fa di tutto e di più. Ma cosa succederà a questo cielo se la natura si stancherà? E veramente siamo molto preoccupati che questo cambiamento climatico arriva anche dal cielo soprattutto. Prego. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito, come sempre, molto gradito. Diciamo che i cambiamenti climatici ormai è l'argomento principe, che se ne parla dappertutto, e nonostante se ne parli c'è ancora tanta gente che mette le bende davanti agli occhi. Purtroppo non è oggi che lo scopriamo, il cambiamento climatico è una realtà e bisogna prenderne atto, perché sono ormai decenni che gli equilibri meteorologici sono cambiati, il clima è cambiato nel momento in cui ci siamo accorti che le temperature medie annuali sono aumentate. Alcuni studiosi hanno parlato anche di 2 gradi sopra la media. Uno penserebbe 2 gradi sono 2 gradi, cosa saranno? Però a livello globale, a livello di equilibrio, 2 gradi sono tantissimi. E poi che si aggiunga anche alla temperatura del mare, che anche quella, purtroppo, le temperature delle acque superficiali sono aumentate di 1,5 gradi. Non parlo del nostro mar Mediterraneo, però a livello globale ci sono alcuni oceani e alcuni mari che le temperature hanno veramente superato anche i 2 gradi di temperatura. E quindi dobbiamo prenderne atto, perché poi è tutto un equilibrio, è tutto che va a correlarsi tra esso. Diciamo, il cambiamento climatico può determinare e può variare gli equilibri anche economici, e quindi c'è di mezzo anche la produttività, la produzione, l'agricoltura. Ci sono tanti fattori che possono essere influenzati da questo cambiamento climatico, e noi ce ne siamo accorti anche quest'estate con l'aumento anche a dismisura di eventi estremi, i danni che abbiamo contato anche dalla settimana scorsa. La grandine aresana, senza acqua, senza vento. Ci eravamo visti il 25 di luglio, presumo sì, era il compleanno di mia mamma, che ci eravamo visti il 25 luglio, e abbiamo parlato, ci vediamo in autunno per vedere come è andata l'estate. Siamo stati profani, nel senso che purtroppo dal 25 di luglio abbiamo avuto ulteriori eventi estremi che hanno coinvolto la nostra regione, il Veneto, e purtroppo anche con danni all'economia, danni a tutto il sistema economico. Però prima si parlava con Silvano Lazzarin, apicoltore soprattutto, di fare prevenzione. Allora, i ricercatori, gli scienziati che io ospito in trasmissione o che mi collego anche da diverse parti del mondo, dicono che possiamo ancora farcela, però bisogna investire.
Là non c'è niente da fare. Se tu vuoi fare prevenzione devi investire. Non le sembra, Clarizia, che andiamo da tutta un'altra parte? Cioè non si investe in questo territorio fragilissimo, basta vedere cosa sta succedendo con le montagne, con i fiumi, con i mari, ecco, con l'abbattimento degli alberi, sì, nel silenzio totale di quella popolazione che, come dice Silvano Lazzarin, dovrebbe far prevenire, fare prevenzione, come? Mettendosi in gioco, cercando di capire che ognuno di noi, se fa un passetto in avanti, forse ce la possiamo fare. Sì. Ma non vedo che ci sia, a parte il mondo dei giovani che lo fanno, sono loro che protestano, sono loro che scendono nelle piazze, sono quelli che forse mangiano meglio di quello che pensiamo, sì, che sanno cos'è il riciclo. Però i messaggi che vediamo sono altri, perché come dice Silvano, la politica guarda la pancia, invece di guardare il cervello è sicuro non ragiona col cuore. Allora dove andremo a finire in queste condizioni, Clarizia? Cosa succederà a questo pianeta meraviglioso? È proprio quello che dicevi prima tu, non guarda più il cielo, si guardano gli interessi. Ognuno deve fare la sua parte. Il nostro Silvano, per quanto riguarda le api, anche siamo proprio correlati con il cambiamento climatico, sicuramente avrà notato che ci sono dei problemi gravi, perché con l'aumento delle temperature, gravissimo, con l'aumento delle temperature purtroppo aumentano anche i parassiti, aumentano anche le malattie che coinvolgono, diciamo, le piante, e quindi non ci sono più quei nutrimenti che magari le api potevano trovare fino a qualche anno fa. Quindi a livello politico io non faccio politica per il momento, però per quello che posso dire da cittadino ci deve essere un po' più di sostegno e bisogna più parlare e andare sui fatti, non così al vento. Silvano Lazzarin, come commentiamo queste parole di Clarizia, esperto, che fa capire che bisogna veramente iniziare a fare prevenzione perché siamo messi veramente male? Ma io la farei a partire dal ripristino dell'agricoltura. Ai miei tempi, quando ero giovane, i campi erano circondati dalle casse di espansione, che erano dei fossati, dove che cos'era? Grandi siepi. Servivano perché servivano da tutori per fare le recinzioni, servivano per riscaldare durante l'inverno, per farci da mangiare, eccetera, eccetera. Con l'evento della tecnologia, il metano, il gas, a un certo momento hanno detto: a cosa serve la siepe? La siepe è fondamentale per l'ecosistema, perché la siepe crea quel microclima che è la vita, che abbassa la temperatura. Durante i temporali, perché i temporali grossi c'erano anche una volta, non con questa frequenza, ma questi fossati assorbivano tutta l'acqua in eccesso del campo. Non ci dovevano essere ristagni, perché nel ristagno la produzione muore, si riduce, e allora erano fatti un po' a schiena di cavallo, non so come dirle, no? E l'acqua scendeva in questi fossati e poi si disperdeva. Oggi li hanno appianati e l'acqua in eccesso scorre via. Poi l'utilizzo non i pesticidi, quello è un altro problema, dei concimi è un altro veleno, è una droga, perché esaltiamo la pianta, però diventa debole e per cui si alletta. Allora cosa hanno fatto? Hanno studiato per ridurre l'altezza. Prima si parlava del frumento, adesso il frumento è 40 centimetri. E negli allevamenti si fa il liquame. Il liquame è un altro problema. Allevamenti intensivi. Anche se si dice è il 90% di acqua. Sì, è vero, ma il 10% è sostanza fecale, sì, che contiene antibiotici, agrofarmaci, metalli pesanti. E poi l'ammoniaca. L'ammoniaca è un gas che evapora, che inquina l'aria, e quella che assorbe la pianta va bene,
ma l'altra non è il letame che si incorpora, che sviluppa il carbonio. Questa qui si segue l'acqua, se grandi piogge, va nel fosso e lì crea un inquinamento, nel senso che l'azoto sviluppa la pianta, sì è vero, e le piante acquatiche, le foglie che ci sono a contatto con la luce, con la fotosintesi, trasformano la CO2 che la assorbono in carboidrati e zuccheri e ossigeno che è materia di scarto. Questi due elementi che assorbono fanno sviluppare la pianta, ma le foglie sottostanti marciscono e allora l'ossigeno che c'è nell'acqua lo assorbe il marciume, e per cui abbiamo la moriade anche dei pesci. E qui l'agricoltura ha delle grosse responsabilità. Allora Clarizia, è partito l'autunno. Sì. Allora, se noi guardiamo e ascoltiamo dagli strumenti che abbiamo, farà caldissimo, farà freddissimo, poi tornerà il caldo. Che autunno ci aspetta? Cosa ci dice da un esperto? Perché sennò facciamo una confusione. Prepariamo i maglioni, ma dopo che il costume da bagno, perché torna il caldo. Non si capisce più niente. Allora, intanto possiamo dare il via al cambio degli armadi. Okay. Questo sì, perché sta per arrivare proprio questa settimana, l'ho annunciato infatti stamattina sull'ultimo post che ho fatto su Facebook, proprio da mercoledì, giovedì arriveranno delle correnti fredde dal nord-est, quindi dalla Russia, e quindi aria secca, quindi ci sarà bel tempo, però sarà freddo, più freddo del solito. Quindi la prima decade di ottobre la vediamo con temperature sotto la media, stranamente, perché solitamente eravamo abituati alle classiche ottobrate, si chiamano proprio così, no? Quando avevamo anche delle giornate superiori ai 25 gradi. Quest'anno sembra che la stagione dell'autunno voglia partire con i suoi canoni, diciamo, ben precisi, quindi aria più fredda, secca, quindi bel tempo. Almeno non ci saranno disastri per la prossima settimana. Tutta la settimana, e addirittura da venerdì, sabato e domenica avremo delle minime attorno ai 5-6 gradi, quindi sarà indispensabile anche magari coprirsi con qualche giacca più pesante. Come dicevo all'inizio, cambio armadi in atto, perché anche i piumini magari per dormire ci sarà bisogno di... Infatti stamattina dicevo proprio a mia moglie che stanotte ho avuto un leggero freschetto, quindi magari da domani già iniziamo a mettere la trapuntina. Sì. Un'altra cosa importante è da capire quanto influenza il tempo su quello che sono anche le nostre abitudini, perché io sono molto preoccupata col problema dei diversamente giovani, fragili, di fare il vaccino anti-influenzale, perché con questi sbalzi di temperatura, perché adesso appunto abbiamo la maglietta leggerissima, fra un giorno, e se non sei accorto, per questo serve fare anche prevenzione con questa trasmissione, ecco, ti prendi un malanno e se non sei vaccinato l'influenza rischi grosso, perché è veramente pericolosa. Mettetevelo in testa che è pericolosa. Chi può si vaccini, almeno da quello che dicono gli esperti che ho, ma soprattutto questo tempo che cambia in continuazione, ma queste armi, tutti questi bombardamenti con questi missili, perché nessuno ci spiega, ma qualcosa nell'aria arriva anche a noi, perché non si riesce a capire, ma nessuno dice mai niente, si guarda lontano, non si capisce nel cielo cosa stia succedendo, e questo cambiamento climatico che può dipendere anche da queste armi terribili che veramente, perché ormai le guerre ne abbiamo tantissime in tutto il mondo, non è che ne abbiamo 2 o 3, ne abbiamo. Sì, una buona percentuale è causata, il cambiamento climatico è causato anche dagli armamenti, quindi dall'abuso purtroppo delle armi e dei missili. Questo purtroppo è constatabile, è già accaduto anche negli anni 40, quando c'è stata la guerra mondiale, e adesso si sta verificando nuovamente. Volevo agganciarmi anche al discorso del signor Silvano, prima parlavamo anche di agricoltura, no? Bisognerebbe anche tornare un po'
indietro a prendersi cura di come era una volta l'agricoltura. Io sono perito agrario, quindi prima di fare la meteorologia ho studiato quindi anche l'agricoltura, l'agronomia, e i sistemi di allevamento del bestiame e di coltivazione delle piante una volta era molto più sano e faceva meno male all'ambiente. Adesso, non so se avete notato, io lo sto constatando negli ultimi anni, aumentano a dismisura anche questi pannelli fotovoltaici. È pieno. Ci sono alcune regioni, anche in Trentino, dove prima c'erano impianti di meleti, adesso ci sono impianti fotovoltaici, perché, come parlavamo prima degli interessi, il fotovoltaico fa guadagnare di più e anche non ha problemi, diciamo, di una grandinata oppure una pioggia o brutto tempo. È green, dicono che è green, però non sanno che purtroppo questi fotovoltaici provocano dei problemi anche a livello atmosferico, perché il fotovoltaico cosa fa? Non è altro che un pannello che viene messo, posizionato sul terreno, e quindi il terreno non ha più diciamo assorbimento, non c'è più la luce. La vita. Abbiamo Luigi da Casale, poi continuiamo con Clarizia e con Lazzarin. Vai Luigi. Buongiorno. Buongiorno. Ringrazio intanto la trasmissione per il contributo che dà, specialmente per quel che riguarda l'ambiente. Ecco, volevo dire, e io ho sentito l'intervento di Lazzarin, di Silvano, che mi sembra che c'entri il problema al 100%. Sulla questione dell'inquinamento, ma sulla questione anche di cambiamenti climatici, ecco, che ormai se arriviamo in ritardo, no? Ecco, volevo dire, io sono d'accordo anche sulla questione che bisogna prevenire, ma prevenire, io so che il Lazzarin Silvano è già una vita che si batte e quindi fa prevenzione tramite tutto quanto il discorso degli apicoltori. Lui è in prima linea per la battaglia, però io vedo, per fare prevenzione, che l'unica prevenzione ormai che ci resta è quella che abbiamo non votando, quando si va a votare quelli che ormai è quasi completamente tutto il Parlamento, no? Non votarli, e votarli chi parla come Lazzarin, ma come parla Lazzarin è come penso io, e quando ci presentiamo al cospetto degli italiani per il voto prendiamo l'1,5 forse per cento. Ecco, perché l'alternativa a sto andazzo è solo, deve essere svolta ormai solo, ci resta solo che il voto. Quindi bisogna, quando si va a votare, è là che si fa prevenzione, nel senso di Lazzarin. Ecco, purtroppo così non avviene e quindi i risultati poi si vedono. Con i cambiamenti climatici si vedono, poi qui parlano ad esempio sulle alluvioni, no, e sui crolli in montagna, sulle frane, che ci sono le bombe di acqua, che ci sono le nutrie che mangiano gli argini dei fiumi, che ci sono i verdi che impiantano gli alberi sul letto dei fiumi, che i verdi poi non so dove cazzo siano andati, ecco, mi scusi il termine, ecco. Però tutto deriva dal cambiamento climatico, da quel che noi consumiamo, dall'energia che abbiamo i combustibili fossili e andiamo avanti con il gas e andiamo quelli che creano il buco sull'ozono praticamente con la CO2, e quindi poi piove di più, la terra si riscalda di più, ecco, i ghiacci si sciolgono, i mari si alzano e vengono qui i monsoni. Ormai qui in Italia ormai siamo a livello dei monsoni dell'Asia, dell'Africa. Ecco, questo è il risultato. Però purtroppo la gente dice non si venga, al momento non ci danno il voto, non danno il voto a Lazzarin.
Grazie Luigi anche per le riflessioni che hai fatto, molto importante sentire a casa cosa ne pensate. Devo andare avanti Luigi. Allora Lazzarin, cosa rispondiamo? Ecco, la persona per bene, la persona che veramente cerca di impegnarsi, però scusate se lo dico, non è che sia vista così bene nelle segreterie dei partiti. Prendono sempre persone, basta vedere che in Parlamento si è fatto dei avvocati, dei commercialisti, cioè non è che si avvicinino molto alle persone che conoscono del territorio e che gli dicono magari fai parte della squadra, fai parte della commissione. Io mi ritrovo delle volte su certe commissioni a vedere poi io, ma cosa fai? Sto qua. Cioè, ma di cosa parlo con questo? Cioè, capite che io chiedo alle segreterie adesso su un momento importante del nostro paese di mettere le persone preparate, quelle serie, di dialogare. Io Lazzarin dicevo anche l'altro giorno, quando c'erano questi scontri con i partiti, mi ricordo magari Almirante e Berlinguer, però era uno scontro per il bene, cioè si parlavano anche con temi forti. C'era un pensiero. C'era un pensiero, non che c'è più niente, non c'è più niente, solo dare contro e basta. Business. Prego Lazzarin. Allora, per creare una maggiore consapevolezza, io proporrei a tutti i comuni di adottare un alveare per frazione e controllare il polline, far controllare il polline, perché il polline trasferisce gli inquinanti che ci sono nell'aria e nel fiore. Il polline contribuisce, è la parte maschile che contribuisce a trasformarlo in un frutto. L'ape lo trasferisce nell'alveare. Noi, controllando il polline, di che cosa è costituito, abbiamo la realtà in cui ci troviamo. Allora, perché un conto è dire una vendita massiccia di pesticidi, e un conto è nell'arco di 3 chilometri a casa tua abbiamo trovato questo, abbiamo trovato questi prodotti. Ecco, io ho cercato di coinvolgere diversi comuni, ma non ho mai avuto, in eccetto su uno. Uno mi ha detto ok, facciamo, e siamo partiti. Non voglio dire il comune. Però uno è partito. Uno è partito. Adesso dobbiamo raccogliere tutti i dati di maggio, giugno, luglio, questi li abbiamo già. Dobbiamo aspettare settembre, dopodiché chiameremo degli esperti che valutino i risultati che abbiamo ottenuto. Come dicevo prima, in Francia, ma anche a Trento hanno fatto questa sperimentazione sui capelli, e lì, soprattutto in Francia, hanno fatto un campionamento di oltre 2000 persone e 700 bambini a 100 metri dai vigneti, a 500 metri, a oltre. E si è visto che la vicinanza al vigneto ha una percentuale molto maggiore che non, man mano che ti allontani questa diminuisce. Abbiamo Paolo da Urbana. Ciao Paolo. Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Allora Mirella, ho appena sentito che hai parlato di due statisti, Almirante, Moro e Berlinguer, quella gente lì, no? Quelli erano gli statisti della politica, no? Questi che abbiamo adesso sono 4 burattini che pensano solo a darsi la colpa uno all'altro di quello che hanno causato o di quello che stanno causando, no? Allora io dico, sul cambiamento anche climatico, no? Adesso io ti dico una cosa, nel circondario che parte da Legnago, Badia Polesine, Este, Noventa Vicentina, sono cresciuti in modo esponenziale i centri commerciali, rovinando i negozi dei centri. Hanno chiuso tutti, no? Questi centri commerciali, se tu vai, 3/4 sono chiusi i negozi. Hanno aperto, dopo poco hanno chiuso, no? Io mi domando, no? Non ho mai visto io qua nella zona del Basso Padovano delle grandi opere di condutture di acque, no? Mai visto negli ultimi, io ho 64 anni, negli ultimi 30 anni, 35 anni non ho mai visto grandi opere di condotte di acque, anzi ho visto otturare, stroppare i fossi per fare i ciclabili, ha messo i tombini, ma chi tombini ha?
chi è che li pulisce, che li dava? Che una volta i nostri che sfariolati inettava i fossi ogni 3 anni. E ora mi dicono tutta l'acqua che casca da questi grandi centri commerciali, da questi grandi zone industriali che si sta fatto, la fa sempre su che l'acqua, delle condotte che si sta fatto 50 anni fa. Ma è per quello anche che i terreni, secondo me, e i fossi non riceve più d'acqua come chi riceveva quando i nostri vecchi hanno fatto i fossi qui a Cariola e a Bahia. Adesso con le paglie meccaniche e quei consorzi di bonifica non siamo buoni da mantenere questa pulizia dei fossi, dei letti di fiumi. Guarda Mirella, adesso non ricordo quando, ma ho ascoltato una sera un discorso su una televisione nazionale di un politico, che sti politici qua, sti politici che sono a capo dei Verdi Sinistra, Bonelli, Frattoiani, i politici pagano per far niente, non sai neanche a parlare, non sai dire niente. Guarda Mirella, concludendo, a voi che avevi i bianchi, e mi credo che una volta la politica ya parlava e si scontrava, ma ora alla fine si cattava per fare gli auguri. Quello che dice un po', per arrivare alla carrega e si scontra uno con l'altro, si dà colpa a uno con l'altro, dai mai fatte che ha fatto uno e anche l'altro. Allora, siccome noi altri italiani siamo un grande popolo, gli italiani sono un grande popolo, mi dico che è ora da finire la torna in giro, perché le tasse le paghiamo. Mi devo pagare le tasse sul stipendio, se devo pagare le tasse sulla pensione, e nonostante che da 5 anni che sono in pensione mi manda anche da pagare ancora un resoconto sul TFR che ho già fatto 5 anni fa. Cioè, e ti schiai va butta via non so dove, va butta via. Guarda, penso tante robe, ma è meglio che a casa perché ti dirò un po' che è la volta. Come che è la nostra politica attualmente. Grazie caro. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Paolo, grazie veramente, sono riflessioni importanti che fanno da casa. Dovete imparare a parlare, a partecipare, a dire, a chiedere. Ecco, io quando vedo questi politici che vengono fermati, cioè tentano questi giornalisti di parlare, di sentire, cioè sono altezzosi, sono veramente delle volte anche prepotenti. E io dico sempre, ma sono pagati quei soldi nostri. E il giornalista fa il suo lavoro, avrà diritto di chiedere, ma non c'è solo il Parlamento. Tu esci e io posso fermarti perché ti pago profumatamente. E se non riesco ad avere le parole dove eri, te le chiedo dopo. E invece noi, qua lo dico sia a Silvano Lazzarini, ma voi a casa, Madonna, passa il senatore, mamma mia, l'onorevole, aiuto, inchini. Cioè non ci siamo, ma siamo così noi, non c'è niente da fare, siamo così noi. Scusa signor Paron che ho sbagliato ancora adesso, scusa, non andiamo da nessuna parte, dovete svegliarvi, sentire quello che abbiamo detto. Prima Adriana se la prendeva con i sindacati, ma perché non ve la prendete con i politici che hanno permesso questo, che hanno fatto queste regole del gioco? Guardate che veramente se non ci fossero i sindacati, ognuno faccia le proprie riflessioni, ma chissà cosa succederebbe. Voi non avete idea di cosa succederebbe. Non ti tiri neanche più il stipendio a pensione, te lavori a 0 lire e dopo che te finì orangiate. Clarizia, allora parliamo di tempo. Ecco, di neve ad esempio, ora questa neve tanto sognata, abbiamo sentito che è iniziato a nevicare nel Bellunese, ecco questa neve servirà, non servirà, perché dicono che bisogna che nevichi molto prima, che poi si sistemi. Quanto importante è la neve? La neve è fondamentale per gli equilibri climatici, fortunatamente già dalla prossima settimana anche sugli Appennini arriverà la prima neve anche sui 1000 metri. Perciò velocemente quest'anno diciamo potrebbe già anticipatamente arrivare le navicate precoci. E servono? Servono perché sono poi la riserva idrica per i bacini e soprattutto per l'equilibrio anche dell'ambiente, perché comunque i ghiacciai sappiamo tutti che si stanno ritirando, anche da noi purtroppo sono rarissimi, e la neve purtroppo sta nel corso degli anni si sta verificando, le nevicate si stanno verificando sempre a quote più alte. Questo perché perché le temperature medie stanno aumentando, quindi io ricordo inverni negli anni 90 che sono arrivato in Veneto
addirittura vedevo anche la laguna ghiacciata in alcuni tratti, tra Chioggia e Venezia. Io mi ricordo, scusate la parentesi, le fiere di San Luca, io da piccolo andavo con la sciarpa, i guanti, il cappotto, nebbioni che non si vedeva niente, freddo, ed erano i primi di ottobre, perché quello è il periodo, è cambiato tutto. Anche lo scorso anno, si ricordo un episodio bizzarro, eravamo alle fiere di San Donato del Rosario, c'era la gente che vendeva le castagne che purtroppo ha dovuto cambiare, tutto andava a vendere gelati. Perché non c'è più freddo, il freddo di una volta, e le temperature aumentandosi, quindi la quota neve gradatamente sta salendo, quindi le nevicate che una volta si avevano quando il grande Bernacca, i baroni lo annunciavano, dicevano nevicate a quote basse, nevicate anche in pianura. Adesso purtroppo si dice nevicate oltre i 1000 metri, perché il livello delle temperature si è aumentato, quindi lo zero termico è salito di quota, e quindi purtroppo negli inverni, gli ultimi inverni, e anche le piante cambiano. Sì, perché poi è tutto un equilibrio, un equilibrio ambientale della fauna e di tutto. Andiamo a vedere anche Marmolada arretrata e poi commentiamo. La Marmolada purtroppo continua a ritirarsi, nonostante tutto sommato un'estate che ha avuto anche delle interruzioni di caldo significative, però complessivamente evidentemente la poca neve invernale oppure la neve tardiva che fonde molto rapidamente, diciamo, nel periodo primaverile, non consente al ghiacciaio di alimentarsi e quindi di rimanere in equilibrio. C'è un arretramento medio di 7 metri sul ghiacciaio della Marmolada rispetto al 2024. Le foto che state vedendo raccontano quanta neve è stata persa negli anni. Il dato emerge dalla 7ª campagna glaciologica partecipata sulla Marmolada, promossa dal Museo di Geografia dell'Università di Padova, che ha visto la collaborazione dei ricercatori dell'università, l'ARPAV col centro valanghe di Arabba di Belluno, il Comitato Glaciologico Italiano, e che ha permesso di raccogliere dati aggiornati fondamentali per continuare il monitoraggio del ghiacciaio principale delle Dolomiti e comprendere meglio l'impatto dei cambiamenti climatici a scala locale. Anche oggi sulla fronte di Serauta abbiamo avuto ritiri da 12-4 metri, quindi il ghiacciaio continua ad arretrare, ma soprattutto continua a perdere volume, e si vede sempre di più il divario tra la neve e la pista che viene protetta dai teli e la superficie del ghiacciaio che scende sempre di più. I dati raccolti dimostrano il continuo ritiro del ghiacciaio. Era il 3 luglio del 2022 quando il crollo di un seracco causò 11 vittime. Sulla Marmolada gli scienziati continuano a registrare dati preoccupanti, confermati dalla tendenza osservata negli ultimi 20 anni, nonostante alcune fasi relativamente fresche, anche in questo periodo estivo, con una nevicata che ha imbiancato il ghiacciaio a fine agosto. Va rivisto inoltre il sistema sciistico e degli impianti di risalita. Alle mie spalle ci sono i teli protettivi, teli in polipropilene, quindi teli in materiale plastico che poi rilasciano comunque residui anche sul ghiacciaio. Ovviamente sono efficaci per mantenere la neve dannata sulla pista da sci, non servono sicuramente a salvare il ghiacciaio, ma soprattutto il punto di domanda è fino a che punto continuare a mantenere una industria dello sci che dal punto di vista, diciamo così, dell'equilibrio ambientale e climatico è sempre più pesante, sempre più dissipativa dal punto di vista delle energie e degli impatti. Noi dobbiamo fare la nostra parte e capire queste parole. Io vi faccio ascoltare le parole degli esperti, cosa dicono. Cercate di capirle bene. Allora, Lazzarini, cosa diciamo? Cosa vuoi che ti dica? Anche qui è il turismo di massa che io metto sotto accusa. Cioè, il turismo... a Venezia, se al periodo del carnevale arrivano milioni di persone, è il sistema per distruggere la città. Cioè, bisogna che gli ambienti siano rispettati. Per esempio, adesso saltiamo un palo in frasca, la legge che ti permette di andare a caccia sui parchi, è la stessa cosa, no? Cioè, certi ambienti vanno tutelati.
Cioè in montagna non potremo andare in massa a sciare. La pista di bob che si parlava prima, quello è un disastro ambientale. La neve artificiale, cioè, puoi sciare se la neve c'è. Sì. Se non c'è, vuol dire che non devi andare a sciare, vai a camminare, vai a funghi se vuoi, vai a fare altro, vai a leggerti un libro, ma non puoi pretendere di andare a sciare perché l'albergo. Ho capito che se, ma il contadino quando arriva alla grandine che cosa fa? E si acciappa? E si acciappa. O si assicura, anche l'albergo si assicuri, se non viene la neve non arrivano i clienti, cioè, questa è la libertà. Noi non dobbiamo garantire nulla, noi dobbiamo garantire l'essenza della vita, quella sì, il pane, l'acqua pura, il cibo sano, questo dobbiamo garantire, non il superfluo. Qui abbiamo un'economia che si basa sullo spreco. Allora Clarizia, l'ambiente è proprio questo, un ambiente sano, specialmente io sono molto preoccupata per i giovani, prima parlavo appunto con Lazzarin quando ero piccola che c'erano queste farfalle enormi, bellissime, ecco questi ragazzi non vedranno le margherite così vi ricordate, il profumo dei fiori, di mughetto, di viola, ti senti più niente? Cioè anche se c'è il fiore ma non sa più da niente perché giustamente il terreno non è più quello di prima. Sì. Allora per ritornare a un ambiente, ecco diciamo non come una volta perché a mio avviso sarà impossibile, ma per migliorare, ecco dove bisogna investire Clarizia per un clima che veramente riesca a respirare e farci respirare un po' meglio. Sì, bisogna tornare alle origini, tornare indietro, fare un passo indietro, non andare avanti. Il progresso ci porta regresso. Dobbiamo andare indietro invece di andare avanti a costruire. Adesso c'è il fotovoltaico e un po' di tutto. Bisognerebbe un attimino anche andare a toccare le coscienze delle persone. Prima mi volevo collegare anche col discorso suo che in alcuni comuni ci sarebbe la possibilità di fare determinate azioni per sensibilizzare. E fatalità io da quest'inverno inizierò a girare per i comuni del Veneto, ho chiamato un progetto che si chiama Il sabato nel villaggio, alcuni sabati pomeriggi andrò proprio nei comuni per sensibilizzare la comunità e quindi le persone a questo cambiamento climatico e ad avere rispetto dell'ambiente. Quindi potrebbe essere anche un'occasione comune per poter condividere queste fare squadra. Prima Lazzarin, se fare squadra ad esempio perché i controlli sui capelli sono molto costosi, ma un alveare, un'analisi costa 150 euro. Un comune può investire 150 euro al mese per 4-5 mesi. Insomma, se non ci sono quei soldi dobbiamo sprecare meno, dobbiamo sprecare di meno. Dare un po' di consapevolezza alla cittadinanza, quindi alle persone, far capire comune per comune, perché ogni comune ha il suo microclima, ha le sue problematiche. Certo. Chi magari è più cementificato, chi ha più bisogno magari di una manutenzione dei fossi, perché magari il comune si trova vicino a alcuni corsi d'acqua. Cioè ogni comune ha la sua caratteristica, la sua peculiarità e quindi ha bisogno degli interventi migliorativi e quindi bisognerebbe dare consapevolezza a livello locale alla cittadinanza, ma soprattutto agli amministratori locali. Io ho avuto un fisico molto preparato anche, perché cerco di portare le persone preparatissime, che non è solo il titolo di studio, è quello che tu, come hai seminato con i tuoi studi, il quale mi ricordo che si parlava proprio di Bassano e di questo fotovoltaico. Lui ha fatto i conti, quante persone vivono a Bassano, non mi ricordo se era Bassano o Rosà, però quella zona là. Cosa serve tutto sto fotovoltaico qua? Cioè l'energia che serve a ogni persona si moltiplica per gli abitanti. Io ho bisogno di questa energia. Perché si fanno queste? E allora perché qualcuno dovrebbe spiegare. Allora, come diciamo, i sindaci che sono nel territorio dovrebbero spiegare ai loro cittadini che li hanno votati
ecco, quello che sta succedendo nei propri comuni. Dovrebbero spiegarlo. Il cittadino deve partecipare. Ad esempio i consigli comunali dicono non c'è nessuno che va, ma se tu devi solo ascoltare, non puoi partecipare. Cioè ci dicono partecipazione importante, però nel momento che io voglio partecipare, vorrei anche discutere, non si può. Devi solo ascoltare, allora cosa vengo a fare? Cioè, capite che c'è qualcosa che non va, ma come? Un consiglio comunale dove si sentono tutte le posizioni, dopo anch'io vorrei alzare la mano e dire mi spiega magari, no, non si può mica, anzi se lo fai i vigili ti portano via perché non puoi parlare. Ma allora quando possiamo parlare direttamente con gli addetti ai lavori dove c'è la maggioranza ma c'è l'opposizione, tu senti anche come, cioè Lazzarini non ci siamo proprio, i messaggi non ci sono, prego. Allora, io non è che sia contrario al fotovoltaico, sono contrario quando lo metti sul terreno. Cioè, Gesè, migliaia di coperti di case abbandonate. Io o metti il fotovoltaico o ti metto una tassa, no? Io sono contro certe ammende. Però a un certo momento abbiamo bisogno di energia, cioè tu hai il frigo, hai questo, hai quest'altro, ci vuole energia. Vogliamo cercare di essere più autonomi dai combustibili fossili? Allora mettiamo il tetto sulle aziende, sui capannoni abbandonati. Che ne abbiamo tantissimi. No, ma cosa fanno i comuni? Prendono aree vergini. Ad Arcade, per esempio, vogliono fare un altro polo per supermercati, per cose di questo genere, ma santo di Dio, non puoi andare a rovinare consumo di suolo. E poi fanno le deroghe. Insomma, capite che anche come cittadini dovremmo protestare. Prima si parlava gli stipendi sono misurati, eccetera. Fare sciopero significa contenere ulteriormente, ma i pensionati dove sono? Perché a un certo momento possiamo fare anche noi una battaglia pacifica, andiamo a occupare le strade, no? I pensionati si possono perdere una mattina, un pomeriggio, una giornata per far capire che questa strada è sbagliata, che non c'è futuro. Si punta all'economia, ma di pochi, perché i danni chi li paga? La trascuratezza fa risparmiare adesso, domani, ma dopodomani pagheranno i nostri nipoti. Anche perché il politico fa i danni, ma poi lui va via e i danni ce li paghiamo noi, è il problema. Io vorrei vedere se li facessero coi soldi loro, se avessero fatto tutti i danni che hanno fatto, se pagassero di tasca propria. Il problema è che... No, hanno fatto le leggi per non pagare. Per non pagare. Allora, Clarizia, come ci saluta? Con quale messaggio, che appello vuole fare alle tante persone che ci stanno ascoltando? Allora, per quanto riguarda la meteorologia, io dico di seguirmi, di continuare a seguirmi, perché oltre a fare meteo facciamo anche diciamo scienza, quindi divulgazione scientifica. Oggi benissimo con Lazzarini, vero? Oggi sì, siamo, è vero, no, ma di solito sempre in trasmissione qui da te c'è sempre da imparare, c'è sempre da dare dei messaggi positivi alla gente. Consapevolezza, la parola d'ordine è consapevolezza, rendersi conto di dove stiamo andando e dove vogliamo arrivare, e soprattutto per il bene dei nostri figli e dei nostri nipoti. Cioè facciamo delle scelte che siano oculari, che siano oculate per i nostri figli. Questo è. Sentiamo come ci saluta Silvano Lazzarini, apicoltore, Api Marca. Ma io vi saluto nel senso che avere consapevolezza, dobbiamo anche seguire delle direttive che sono un po' controcorrente, perché seguire la corrente non possiamo migliorare. Controcorrente abbiamo il tempo, controcorrente significa andare in salita, e andare in salita ci si stanca, è bene sedersi, respirare a fondo e poi riprendere, perché alla fine avremo una visione più lontana. Se invece andiamo con la corrente andiamo nella buca, andiamo nell'abisso e da là non esci più.
finché c'è tempo cerchiamo di andare in salita, di spingere. Io ho proposto questo biomonitoraggio che potremmo benissimo collaborare con la questione anche ambientale, climatica. Perché? Perché stiamo distruggendo la biodiversità. Le siepi sono importantissime. In 15-20 anni abbiamo perso oltre 6.000 chilometri di siepi in Veneto. E con queste parole ringraziamo anche Silvano Lazzarini, grazie ancora a Vincenzo Clarizia, pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo Roberto Volpe, presidente URIPA, che parleremo di diversamente giovani, queste residenze, ecco, queste rette fanno sempre più fatica, manca personale. Adesso sentiremo cosa ci dice Roberto Volpe, che ringrazio, e saluto anche il dottor Roberto Bartoli, presidente Fondazione Lega del Filo d'Oro. Grazie dottor Bartoli di essere qui con noi per capire anche questo 5 per 1000, se veramente capiranno che forse dovranno anche girare da un'altra parte il registro e vedere come distribuirlo nel migliore dei modi, perché siamo messi molto molto male. Allora Roberto Volpe, cosa sta succedendo a questi diversamente giovani? Non si trovano più OS, non sono medici, strutture poche, liste d'attesa tante. Com'è la situazione? Volpe cosa spera dalla politica? Adesso ecco, dovranno dare anche delle risposte, perché tutti si candidano, tutti faranno tutto, staremo molto meglio, ma alla fine poi faremo i conti con noi stessi. Prego Volpe. Anzitutto grazie dell'invito, buongiorno Mirella, a tutte le telespettatrici e telespettatori. Lo abbiamo sotto gli occhi di tutti. Guardate, faccio io una domanda a lei. Sente parlare nei programmi politici anche delle prossime elezioni regionali di questo tema? No. Il fatto che il Veneto sarà, come tutta l'Italia, travolta dall'invecchiamento della popolazione, io non sento nel dibattito politico assolutamente parlare di invecchiamento della popolazione, di quali saranno le conseguenze di questo invecchiamento, che avrà ripercussioni non solo nell'economia sanitaria, ma anche nell'economia come la conosciamo. Guardi, io sto seguendo anche cosa avverrà questa settimana, c'è il grosso summit di Confindustria su Vicenza, le due Confindustrie, Vicenza e Verona, faranno un'assemblea che forse è una delle più grandi della storia di Confindustria Veneto. Ho visto i temi e non sono attenzionati, quindi noi non abbiamo il potere decisionale, noi stiamo solo segnalando alla politica, all'economia, alla società civile quale sarà l'impatto. Oggi 10.000 famiglie che hanno un anziano in lista d'attesa per una struttura per anziani, sono 10.000 famiglie, facciamo anche che il 50% abbiano problemi veramente gravi, sono 5.000, non sono 5.000 anziani in lista d'attesa, sono 5.000 famiglie prigioniere della condizione non autosufficiente del familiare che hanno a casa. E guardate che essere in lista d'attesa per un posto letto in una struttura per anziani non è la stessa cosa che essere in lista per una cateratta, sono due cose completamente diverse. Avere un anziano in condizione di non autosufficienza, magari malato di Alzheimer, oggi vuol dire destabilizzare una famiglia, tra l'altro una famiglia che non è più quella di una volta, perché spesso ci troviamo di fronte a famiglie che i figli sono forse 1 o 2 per nucleo familiari, molti sono lontani, alcuni sono separati, ci sono 1000 difficoltà, però quello che è drammatico è la disattenzione della politica. Noi infatti faremo come associazione un appello ai candidati che speriamo avere a breve, che si presenteranno a governare questa regione per i prossimi 5 anni, chiedendo conto loro prima quale per loro sarà il peso di questo tema nel loro programma. Abbiamo Roberta da Postioma. Ciao Roberta. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Io sono a casa per un piccolo intervento che ho avuto, sono un'operatrice sociosanitaria, lavoro in una struttura della zona e mi fa piacere sentire voi che parlate di questi argomenti, perché infatti siete gli unici. Io lavoro in una struttura e la situazione è
allarmante, forse dire poco. Gli OS rientrano continuamente dalle ferie, dai riposi, fanno di tutto e di più, doppie notti anche sacrificando le feste sacre, ma purtroppo per esigenze bisogna far fronte a tutto, ma nessuno si occupa di questi problemi e gli anziani saranno sempre di più. Io non so proprio come si farà, come la popolazione diciamo anche della mia età farà per i propri genitori, perché alla fine sono i nostri genitori e saremo noi, chi ha una certa età, a fare i conti con questi drammi. Infermieri pochissimi e molto anche, diciamo, conta anche la parte economica, non veniamo riconosciuti e questo forse per diciamo quelli più giovani è un grosso problema, perché un uomo non può farsi, un ragazzo di 30 anni non può farsi un futuro con certi stipendi che a volte sono veramente vergognosi. Bisogna puntare sempre al pubblico, ma non tutti ci riescono, i posti sono limitati e quindi chi fa i conti magari con certi altri, diciamo così, datori di lavoro purtroppo gli stipendi sono bassi e i sacrifici tanti, perché lavorare tutte le feste, le notti, fare doppi turni, rientri eccetera, a volte veramente uno ci pensa tante volte, magari a una certa età non hai altre prospettive, ma i giovani fanno i loro conti perché il futuro lo devono pensare quando sono giovani naturalmente, quindi fare certi sacrifici a volte veramente uno ci pensa tanto. E vi ringrazio per lo spazio, grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie a te Roberta, noi cerchiamo di fare almeno con questa trasmissione il possibile per parlare di cose che vi interessano. Il problema è Volpe, che anche durante la giornata dell'Alzheimer non ho sentito tutto questo sollevamento di scudi. Io ne parlo sempre, fortunatamente con voi ospiti che appunto vi occupate di queste fragilità, però io non vedo che ci sia la volontà di parlare, come dice Roberta, di queste cose, come dice lei Volpe, perché gli obiettivi sono alti. Noi ci diciamo sempre lo Stato siamo noi, il governo è un'altra cosa e la regione è un'altra ancora. Io ho avuto anche il direttore dell'Isola di Treviso, il quale invece chiede da anni lumi alla regione. Delle volte andiamo a Roma, è meglio che ci fermiamo anche a Venezia, visto che abbiamo la regione a Venezia che avrebbe dovuto dare risposte molto importanti e mi sembra, quello che ho sentito dai miei ospiti, la regione non le ha date, anche in tempi non sospetti dove poteva intervenire. Cosa dice Volpe? No, guardi, sono assolutamente d'accordo, se lei segue. Io ormai sono considerato un po' il polemico rispetto a questi temi, ma non sono polemico, sto solo rappresentando a chi governa i problemi reali. Oggi la società, la classe politica è troppo lontana dai territori. Mi è piaciuto molto l'intervento di Roberta prima, perché io mi sto battendo perché il personale delle strutture per anziani, pubblico, privato, abbia una dignità, ma non possiamo economica e lavorativa, ma non possiamo pensare che questo cada tutto sulle rette dei nostri ospiti. Lei sa, io ho fatto una battaglia per l'addizionale dicendo che non credo che i veneti si sarebbero ribellati a una sorta di tassa di scopo. Però vedo, anche poche settimane fa ho visto 52 milioni di euro per i prossimi anni al personale sanitario. Possibile che nessuno a margine di questi pensi che c'è anche un esercito di operatrici e operatori che lavorano in strutture per anziani? Non sono lavori di serie B, però più di continuare a questo grido di allarme, io non ho più forza, forse ne avrete di più voi. Però siamo di fronte a una tempesta perfetta, l'invecchiamento della popolazione, una scarsità di personale spaventoso che è legato anche al fatto che siamo il frutto di oggi, è l'inverno demografico che abbiamo trascurato negli anni. Siamo in una situazione drammatica, siamo di fronte a quello che sarà uno tsunami economico e sociale, sappiamo che arriva e non stiamo facendo nessun argine. Non stiamo educando i ragazzi a capire che l'intelligenza artificiale brucerà migliaia di posti di lavoro di colletti bianchi e che forse dobbiamo far capire ai ragazzi giovani che forse anche questo è uno spazio.
però giustamente bisogna dargli prospettive di qualità lavorativa e di remunerazione economica che siano rispetto alle loro attese, ma non riusciamo a comunicare niente, non riusciamo a dire niente. Io vado anche nelle scuole, ad esempio negli istituti tecnici dei servizi sociali, che è una scuola assurda, perché tu quando finisci questo tipo di percorso scolastico dopo 5 anni non puoi fare neanche l'operatore in una struttura per anziani, perché devi fare il corso, buttiamo via 5 anni, ma non importa, questo è un vecchio tema, e chiede ai ragazzi se hanno, ma non di fare l'operatore, se hanno un'intenzione di fare il medico, di fare l'infermiere. Nessuno alza la mano, ma perché? Perché non sanno cosa è il futuro, quale sarà il futuro di fronte a loro. Pensano tutti di probabilmente fare dei lavori ritenuti più nobili che non ci saranno. Anche questa è una comunicazione che non diamo, non stiamo facendo capire ai ragazzi qual è il valore di questo lavoro, che tra l'altro sarebbe un lavoro che educa i ragazzi anche nella vita civile a essere delle bravissime persone, perché io non ho mai visto un operatore buttare i sassi dal cavalcavia o fare i dispetti per le strade. Però non riusciamo a comunicare ed è un grido d'allarme che non viene ascoltato, perché prima di tutto c'è una prevaricazione del sistema sanitario, della politica sanitaria rispetto alla nostra, ma lei consideri che noi siamo, credo, un po' meno del doppio dei posti letto che ci sono negli ospedali? Quindi non si capisce. Anche adesso siamo riusciti ad ottenere che i corsi per operatori sociosanitari li possono fare le ULSS, dando così un segnale forte. Un ragazzo che vede o una ragazza che vede un corso promosso dall'azienda sanitaria magari ha un valore diverso che promosso da un'agenzia formativa. Bene, di tutte le 11 ULSS del Veneto solo 5 hanno presentato domanda per fare i corsi, ma è mai possibile? Dovevano tutte 11 presentare in regione la richiesta di attivare i corsi. Manca una strategia, manca la visione, Roberto Volpe. Allora andiamo anche dal presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro, il dottor Roberto Bartoli. Dottor Bartoli, quello che però mi rammarica è che anche l'ultimo proprio comunicato che mi è stato dato dall'avvocato Pavanetto, il terzo settore è messo molto male, nel senso che i presidenti diventeranno ancora di più, quasi quasi andiamo sotto accusa, avranno molte più responsabilità e soprattutto questo controllo che stanno facendo. Ma vengono a controllare noi, dottor Bartoli, per carità che sarà anche qualche furbetto in giro, ma i furbetti sono tutti da un'altra parte. Ma come vengono a controllare il terzo settore che è fatto quasi tutto di volontariato? Veramente quei problemi che abbiamo, ma cosa sta succedendo a questi volontari? Come vede lei la situazione? Lei è un'altra regione, da Ancona, da Osimo. Prego, dottor Bartoli. Allora, intanto rispetto a quanto ho sentito per la questione degli anziani, effettivamente è un problema diffuso in tutta Italia, anche nella nostra regione, considerando che c'è un'età media piuttosto elevata, c'è questa grossa problematica dell'assistenza all'anziano fragile e diciamo in strutture che sono assolutamente con pochi posti letto e con tutte le problematiche che sono state già ricordate. Quindi conosco la problematica e vorrei anche fare una piccola parentesi rispetto alla persona anziana che parte da una condizione di disabilità. Come è noto, la Lega del Filo d'Oro segue persone sordocieche, persone con pluridisabilità. Anche queste persone hanno un'età che diventa più elevata e quindi ad un certo punto arrivano le problematiche che riguarda la persona anziana, e su questo credo che noi dobbiamo fare un grosso sforzo di informazione e sensibilizzazione e pretendere dalle nostre regioni che vengano stanziati fondi per sopperire a questa carenza e per dare delle risposte concrete. Ciò detto, sicuramente negli ultimi tempi io parlo adesso come esperienza Lega del Filo d'Oro, ente del terzo settore, come fondazione. Certo, noi siamo sottoposti a tutta una serie di controlli amministrativi e controlli, diciamo, per il rispetto di standard che sono quelli che derivano dai manuali di autorizzazione, eccetera. Allora, entro certi limiti ritengo che sia assolutamente adeguato questo tipo di controllo. Quello che mi sembra che si debba rilevare
è che il controllo va esteso però a tutte le strutture, non solo quelle gestite dagli enti del terzo settore, dalle organizzazioni non profit, a tutti gli enti e senza dimenticare che ci sono anche le strutture pubbliche che devono essere, diciamo, sottoposte a controlli, perché a volte c'è una differenza di trattamento, quello che non viene consentito al privato però poi uno va nel pubblico e lo trova, quindi è un problema serio. Sul discorso del controllo noi, come è noto, andiamo avanti prevalentemente utilizzando risorse private, per cui il controllo lo riteniamo, come posso dire, dovuto, ma siamo i primi ad organizzarci, perché dal bilancio certificato a tutta una serie, diciamo, di altre certificazioni, per essere assolutamente il più possibile trasparenti rispetto a coloro che ci aiutano e ci danno i loro contributi. Però la problematica dell'anziano e dell'anziano disabile è una problematica che diventa sempre più urgente da affrontare. Questo è, io mi unisco a quello che ho sentito anche da parte della signora che ha parlato come operatore sociosanitaria, conosciamo queste qualifiche professionali. È un lavoro difficile, è un lavoro impegnativo che oggettivamente non trova un riscontro anche in quello che sono le retribuzioni previste dai contratti nazionali. Quindi è tutta una situazione che va approfondita e sulla quale chi fa comunicazione, voi la fate, è bene insistere perché questi messaggi debbono arrivare a coloro che si apprestano a governare le nostre regioni. Noi abbiamo proprio in questi giorni le elezioni regionali, fino ad oggi pomeriggio, il Veneto mi sembra che sia più avanti, ma c'è un ricambio e quindi è giusto che chi ambisce ad avere certe posizioni abbia chiaro che tra i tanti problemi esiste quello degli anziani e degli anziani più fragili. Avete fatto delle richieste a questi due candidati che oggi avremo gli esiti, si sono presentati per essere rieletti oppure essere eletti? Cioè, avete pensato anche di sentire che risposte davano, visto e considerato da quello che abbiamo sentito che sembra che non ascoltino bene, sentono ma non ascoltano, oppure promettono cose che poi magari non vengono mantenute? Ecco, cosa vede lei? Cos'è che la preoccupa di più? Ma mi preoccupa che in questo momento, cioè sotto il periodo elettorale, devo dire che quanto viene detto non, diciamo, lascia un po' il tempo che trova, nel senso che si fanno tante affermazioni ma poi bisogna vedere nella concretezza. Io credo che soprattutto a livello locale noi possiamo rapportarci in modo diretto con chi poi va ad amministrare la regione, in questo caso gli altri enti locali, per significare quali sono veramente i problemi, perché poi, voglio dire, quello dell'anziano fragile è un qualcosa che tocca tutte le famiglie e, come è stato già ricordato, le famiglie di oggi sono profondamente diverse dalle famiglie di qualche decennio fa, e quindi laddove c'è bisogno di un intervento la famiglia diciamo interviene, ma con mezzi e con persone limitati rispetto al passato, per cui indubbiamente chi gestisce la cosa pubblica nella programmazione deve tener conto di queste realtà che sono in mutamento e deve trovare poi le giuste soluzioni. Noi non ci fermeremo mai, così come fate voi, persone che operate nella comunicazione, nel sensibilizzare, nell'informare, nel sollecitare, però diciamo è come posso dire, una battaglia che non ha una fine, mi sembra, quindi dobbiamo non demordere, perché parliamo di cose concrete, parliamo di problemi reali, di cittadini, di persone che conosciamo, e quindi non possiamo fermarci. Io devo dire che continuo ad essere ottimista rispetto a queste situazioni, perché ormai da tanti anni sono all'interno della Lega del Filo d'Oro. Le cose stanno cambiando, certo che cambiano con una velocità che non è così
alta, insomma, quindi io non so lavorare da lei nelle Marche, ma qui da noi nel Veneto, e non solo nel Veneto, non abbiamo il ricambio di volontari, abbiamo soprattutto persone diversamente giovani, ma pochi giovani. Io sono convinta che non siamo riusciti a intrigarli nella maniera giusta. La lezioncina in classe, come dico sempre, Bartoli, non basta più, devono sbagliare, devo toccare con mano, ecco, devono diventare loro i protagonisti. Forse abbiamo fatto poco in questo, non li abbiamo veramente sensibilizzati, intrigati abbastanza, e forse manca proprio questo, il mondo del volontariato giovane. Com'è nelle Marche da voi? Avete giovani, meno giovani? Ma diciamo che il volontariato per quello che ci concerne è attivo ed è importante. Certo che l'età media si è un po' alzata. Ci sono persone che si dedicano al volontariato nel momento in cui cessano la loro attività diciamo lavorativa, ben vengano naturalmente, però ci sono anche dei giovani. Quello che credo le nostre organizzazioni, io parlo in prima persona per chi si occupa delle problematiche legate alla disabilità, noi stiamo facendo tanto e possiamo ovviamente fare di più, partendo, come è stato ricordato, andando nelle scuole, andando negli ambienti sportivi, cioè andando dove i giovani ci sono, per intanto far conoscere l'esistenza di alcune problematiche, far conoscere che esistono organizzazioni che cercano di dare delle risposte, e per far questo hanno bisogno e di personale preparato, ma anche di un'azione diciamo di volontariato che va ad integrare le figure professionali. Per quanto riguarda le figure professionali, certo che in questo momento forse c'è un'attenzione elevata rispetto ad altre forme di impiego, nel senso che lavorare, come è stato ricordato, in situazioni di turni, sabato, domenica, giorno, notte, senza possibilità diciamo di interrompere, perché poi ne va del servizio e delle risposte che devono essere date, è molto impegnativo. Io credo che dobbiamo riuscire a valorizzare tanto cosa significa svolgere un certo tipo di professione piuttosto che un'altra, che sono tutte nobili naturalmente, ma quando noi parliamo di servizi alla persona parliamo di un qualcosa che obbliga il professionista a un coinvolgimento più forte. Quindi far vedere anche questi aspetti, che credo che per coloro che poi si dedicano a queste professioni sicuramente emergono, perché la soddisfazione di vedere dei risultati che vengono raggiunti, di vedere una persona anziana che è arrivata vicino al termine della propria vita, che però è un po' più serena perché riusciamo a costruire un ambiente diciamo più adeguato alle sue esigenze e riusciamo a stargli accanto, io credo che sia anche un grande motivo di soddisfazione. Questo però non può non essere accompagnato da un trattamento dal punto di vista contrattuale che sia più adeguato e più rispondente a quelli che sono gli attuali costi della vita. Quindi e qua volevo arrivare proprio, si parlava anche prima, Bartoli. Devo correre perché il tempo è tiranno, devo andare anche dall'altro ospite, da Roberto Volpe. Si parlava prima con Lazzarini, il quale diceva: ma non è possibile che un campione di calcio, di basket, di qualsiasi cosa, prenda una montagna di soldi e quello che raccoglie pomodori o che lavora in fabbrica ha stipendi da fame. Non può essere, c'è una disparità incredibile. Questo vale anche per questi operatori, ecco, che cercano di accudire amorevolmente le nostre fragilità. Volpe, ma cosa sta succedendo? Ma è mai possibile continuare a sentire veramente delle cifre milionarie da una parte e direi quasi zero dall'altra? Ormai con 2 stipendi non ce la fanno neppure più a sopravvivere. Io un banco alimentare, lo dico tutte le mattine, persone che lavorano in 2 non riescono ad arrivare alla fine del mese, quando inizi a pagare un affitto o un mutuo di 5, 6, 700 euro ti rimane quasi niente. Per fortuna che ci sono queste associazioni che aiutano.
aiutano. Ecco, e soprattutto questi stipendi, queste pensioni che vanno riviste, ecco, perché ci sono lavori e lavori, rispetto per tutti i lavori, ma ci sono dei lavori che veramente vorrei vedere se qualche figlio o qualche nipote o qualche parente caro farebbe quello che fanno queste figure meravigliose che sono all'interno di queste residenze per diversamente giovani. Prego, Volpe. Beh, la diseguaglianza di questo tipo la conosciamo, ne parliamo da anni. Io ormai non ho più lacrime da piangere per dire questo. Questo è un paese che ha un costo del lavoro squilibrato rispetto a quella che è la retribuzione. Ma pensiamo che ci sono anche tante altre categorie, penso a chi fa ordine pubblico, poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, che anche questi sono impegnati H24, 7 su 7, 365 giorni. Ma oggi abbiamo lei, parliamo di quello di lei, quando le forze dell'ordine parleremo degli stipendi delle forze dell'ordine, perché veramente bisogna cominciare a alzare la voce, prego. Sì, allora, anche rispetto a questo, lo dicevo prima, il fatto che ci siano risorse sempre a disposizione per il personale sanitario e non ci siano risorse a disposizione per il personale sociosanitario, già questo è un aspetto iniquo. Fanno mestieri addirittura più impegnativi, perché lavorare all'interno di un RSA è completamente diverso che lavorare in un reparto ospedaliero, però come dicevo prima ci vogliono maggiori risorse a disposizione, perché non possiamo gravare sulle rette degli ospiti che ormai stanno diventando inaccessibili alle famiglie, perché o tu hai la fortuna, e la dico fortuna, di avere l'impegnativa residenzialità, o oggi se devi entrare per necessità in una struttura come ospite privato ti ci vogliono almeno 90-100 euro al giorno, quindi capite bene che non è che l'aspetto pensione, che oggi la pensione di una persona possa permettere di pagare queste rette, per cui è chiaro che ci vuole, mi passi il termine, un piano Marshall per riconoscere quali sono le priorità di questo momento. Questa è sicuramente una priorità legata anche al fatto che non c'è numericamente forza lavoro per questo mestiere. Adesso fortunatamente da 15 giorni siamo riusciti ad ottenere che oltre agli infermieri ci sia la possibilità di fare arrivare dall'estero con un'immigrazione quindi guidata e intelligente persone che vengono da altri paesi che culturalmente a noi sono vicini. Guarda, io porto l'esperienza mia, io oggi ho nella struttura che amministro circa una 25 tra infermieri e operatori che vengono dal Brasile, dall'Albania. Ecco, sono ascoltate bene a casa, bravissimi. la fermo un attimo Volpe perché abbiamo una telefonata. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno a tutti gli ospiti, scusa la mia voce ma sono raffreddata. Niente, volevo dire, sì, aiutare le famiglie che hanno i familiari dentro nelle RSA, ma aiutare anche le famiglie con invalidi al 100%, se li tengono a casa e non hanno l'accompagnatoria, la vedo triste, perché con una pensione io non posso pensare di pagare una persona che venga nei momenti che non sono a casa, che devo andare fuori a accudire mio marito. Io devo fare le mie cose, però non ho nessuno che rimane con lui. Io devo rimanere sempre a casa e se no fidarmi di andare a fare le spese e lasciarlo qua da solo, perché io dalla pensione non posso ricavare e pagare una persona 10 euro all'ora. Dovrebbero capire anche questo e le commissioni devono fare il suo lavoro e giudicare la persona anche sulle carte, quello che ti dice il familiare, non solo quello che vedono loro.
Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia, questi sono i problemi che vivono le famiglie che non hanno la possibilità di pagare altre persone per veramente cercare anche di dare sollievo a tutta la famiglia. Ma cosa sta succedendo nel nostro paese? Forse abbiamo guardato, come dicevano prima i miei ospiti, invece di camminare abbiamo voluto volare. Guardate dove siamo arrivati volando. C'è il caos dappertutto, nelle scuole, negli ospedali, nelle residenze, dappertutto. Cosa è successo, Volpe? Ma questo che ha sollevato la signora adesso è un tema importante, che è il tema dei caregiver, no? Cioè il fatto di riuscire anche ad aiutare le famiglie attraverso contribuzioni a chi si fa carico dell'anziano. Oggi la situazione è talmente pesante che non c'è una soluzione, dobbiamo mettere in campo tantissime soluzioni. Ad esempio il fronte dell'invecchiamento attivo, dobbiamo lavorare per fare cultura di quando si cessa il lavoro, bisogna mantenersi attivi, allungare il traguardo, passatemi questo termine improprio, di arrivare a un'autosufficienza. Anche qui ci vuole educazione e ci vogliono servizi che vadano incontro alla popolazione per mantenere la persona che invecchia in condizione di autonomia il più possibile. Il sostegno ai caregiver è un'altra grande opportunità e reggerà fino a quando gli anziani hanno i caregiver, però ricordo che la popolazione che sta invecchiando, che arriverà ad essere 8 milioni rispetto ai 4 milioni e 8 ultraottantenni in questo paese, molti di questi sono i boomer che non hanno neanche il caregiver, cioè sono persone che vivono da sole. Quindi non c'è mai una soluzione a un problema, sono tante le soluzioni da mettere in campo. Dalla questi anziani li hanno trovati, Volpe, andiamo a vedere, lo dico anche a Bartoli, queste Olimpiadi anziani, andiamo a Vicenza. Anziani in gioco, il ritorno è la 15ª edizione della manifestazione organizzata nella casa di riposo Simeonato Soattini, che ha visto sfidarsi le squadre di 8 IPAP dei Colli Iberici, coinvolte le 2 strutture di Barbarano Mossano e quelle di Sossano, Orgiano, Lonigo, Meledo, Camisano e Montegallo. È un modo per fare squadra sia all'interno della struttura tra gli ospiti e i dipendenti e tra dipendenti, ospiti e familiari, sia tra le strutture. Inoltre viene coinvolto anche il territorio, perché nell'organizzazione della manifestazione vengono chiamate ad operare la Proloco, gli alpini, le associazioni di volontariato dei giovani, che creano così una sinergia che va a creare un clima di festa e di collaborazione. Le Olimpiadi degli anziani sono nate nel territorio iberico nel 2009 per far trascorrere una giornata diversa di festa agli ospiti, mescolando divertimento e agonismo. Un appuntamento molto atteso a cui le squadre si preparano tutto l'anno. La manifestazione è stata sospesa, l'ultima edizione è stata fatta nel 2019, poi a seguito del Covid non è più stata fatta e riprende appunto adesso. L'allenamento ai giochi aiuta i nostri ospiti a socializzare, a migliorare la qualità della vita, stimolando mente e corpo e rallentando così il decadimento cognitivo. Vengono interessate sia le aree sociali che le aree riabilitative dei nostri servizi, per far trascorrere una giornata diversa all'insegna del divertimento e della sana competizione agli utenti delle case di riposo, che hanno ancora molto da dare sia a livello sociale e soprattutto a livello emotivo, sia per l'esperienza ai giovani del territorio. Molto importante questo servizio, perché partecipare vuol dire vivere, vuol dire essere ancora complici di una certa comunità che si diverte, che gioca. Guardate che è veramente bello vedere questi giovani. Quello che vedo molto poco, e lo devo dire Bartoli, sono le fragilità. Assieme, questo mondo inclusivo che non c'è, ecco, non riusciamo a stare assieme, ecco, mettiamo le etichette ma siamo ancora molto divisi, ecco, forse dobbiamo includere di più. Prego Bartoli, come ci saluta?
Ma io saluto dicendo che in realtà la situazione credo che cambi da regione a regione e anche da istituzione a istituzione. Noi, come dicevo prima, frequentiamo molto le scuole, gli ambienti sportivi, le parrocchie e in genere si trova accoglienza e riscontriamo, diciamo, un forte interesse, che poi questo interesse da parte del giovane viene anche trasmesso all'interno della famiglia, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione. Certamente la parola inclusione è una parola molto impegnativa che poi viene declinata diciamo in modo diverso. Ecco, dovremmo guardare qual è il vero bisogno della persona, in questo caso con disabilità, e quali sono anche i suoi desideri e le sue aspirazioni, cercando di andare incontro e di favorire al massimo che ciascuno possa avere una vita più adeguata alle sue condizioni e anche ai suoi desideri. Senta Bartoli, lo chiedo, ma penso che non mi risponderà, ma io lo chiedo lo stesso. Ha tifato per uno dei due pretendenti a questo scranno importante regionale? Perché guardate che è uno scranno importantissimo. Cioè, se ho votato, certo che ho votato. Però non ci dice per chi. Certo che ho votato, poi se vuole le rispondo con una battuta. Sicuramente avrò votato per chi vince, è una battuta naturalmente, però certo, no, ma abbiamo avuto anche la possibilità di avere degli incontri come strutture di riabilitazione, in questo caso con i principali candidati, per cui conosciamo il loro punto di vista, si sono impegnati e poi, come è stato ricordato prima, l'impegno del momento deve tradursi in pratica nel momento in cui appunto loro diventano allora, i intanto abbiamo sentito che è andato a votare, già una buona cosa, ecco, perché veramente abbiamo bisogno della partecipazione. Grazie, veramente grazie dottor Roberto Bartoli, presidente Fondazione Lega del Filo d'Oro, di essere stato con noi, collegato con noi da Osimo Ancona. Roberto Volpe, come ci saluta, presidente? Veloce, un minuto. Mi la saluto ringraziandola dell'invito e invitandola, se avrà occasione di incontrare i candidati presidenti di regione, a fargli la domanda quale sarà per loro il posto nell'agenda politica del tema degli anziani. Magari possono anche dare delle belle spiegazioni, il problema dopo è vedere se mantengono le spiegazioni e quello che si sono impegnati a fare, perché purtroppo dal dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare in qualsiasi elezione. Adesso vedremo, noi abbiamo parlato chiaro, adesso sta a loro vedere se mettere in pratica o far finta di sentire invece di ascoltare. Detto questo, ringrazio veramente Roberto Volpe, presidente Uripa, di essere stato con noi, collegato con noi da Valdagno Vicenza. Presidente, sempre avanti, sempre uniti, questo è quello importante, condividere e essere uniti. Grazie, grazie, buon lavoro a tutti voi e noi ci vediamo da adesso con l'assegno di Mirella. Grazie. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Pieve di Soligo, vicino diciamo, e stiamo firmando il contratto per una famiglia che voi conoscete. Entriamo. Sei contenta? Sì. Ok. Stanno firmando il contratto di locazione, come state vedendo. Siamo su uno studio commercialistico. Siamo arrivati a questo momento e a questa data perché i ragazzi studiavano e abbiamo dovuto aspettare che finissero le scuole, perciò adesso è il momento che loro entreranno in questa casa, perché prima non era possibile, perché era giusto farli finire le scuole. Sono stati promossi tutti e due, sono molto contenta. Secondo me è un'esperienza da imitare, perché esempi così sinceramente non ne vedo molti, e questo qua è un bel esempio di solidarietà da parte di una famiglia di Pieve di Soligo verso un'altra di fuori provincia. Tutti si possono trovare in difficoltà e naturalmente per trovarsi in difficoltà è bello anche aiutare gli altri, cioè, quando tu hai provato la vita che è abbastanza dura, roba del genere, e dici dare un aiuto, però a sapere a chi la dai ti dà soddisfazione, non per la gente, ma per tenerla tu dentro, insomma una cosa interna tua. È una cosa grande, grazie, io spero di meritarla, ecco.
meritare tutto questo. Soprattutto per i tuoi figli? Sì, per loro e perché siamo stanchi. Però devo ringraziare anche il sindaco di Tribano che ha aiutato questa famiglia come ha potuto, diciamo, perché purtroppo è così anche per i sindaci, però mi sta molto vicino. Adesso io consegno l'assegno di Rete Veneta, lo do al dottor Garbuglio, quale provvederà per le utenze, per quello che servirà per iniziare questo percorso molto difficile per questa famiglia che non lavorano e perciò i ragazzi hanno bisogno di tante cose. Anzi, ringrazio le persone che avevano dato le scarpe nuove, sono stati promossi e perciò un paio di scarpe per ciascuno, un bellissimo lampadario, un tappeto per la Gabriella e poi questo assegno per aiutarli a iniziare questo percorso, perché la vita è molto dura, il percorso anche. Grazie di cuore alla grande famiglia di Rete Veneta che anche questa settimana mi permette di trovare un po' di respiro. Grazie, ma grazie, non ho parole, grazie di tutto per i bambini specialmente. Quanto bene vuoi tu i ragazzi? Tantissimo, tanto, sono la mia vita.